Castelfranco Veneto è stato uno dei luoghi a cui furono destinate persone di origine ebraica che erano riuscite a varcare i confini nazionali dopo aver lasciato i territori d'origine sotto il controllo nazista. Dal 1941 fino all'armistizio dell'8 settembre 1943, queste persone vissero in regime di internamento libero. Erano sotto il controllo delle autorità di pubblica sicurezza, dovevano chiedere autorizzazioni per i loro spostamenti, potevano essere trasferiti in altre località in Italia o essere rimpatriate. Tali condizioni le portavano a condurre vite segnate dall'insicurezza in merito al loro futuro, lontano dagli affetti e con risorse esigue. Allora, io vorrei capire cosa sta succedendo, perché la storia non ha insegnato niente, anzi si sta ripetendo. Avete visto anche ieri quell'uccisione del farmacista, di questo uomo, l'avete visto, si aveva la pistola ma era stata tolta. Poi questa cattiveria, questo infierire su una persona che sai che è in condizioni che non può nuocere, 6-7 persone sopra questo uomo che stava poi difendendo una donna, pensate. E questo che ho letto, questo libro, è sempre una guerra. Pensate, 77 guerre nel silenzio totale di quello che dovrebbe essere stato prima, cioè la prevenzione con il dialogo, perché si può prevenire, alla fine poi si arriva a un tavolo per il dialogo, prima o poi arriverà, però gli interessi sono tanti, l'interesse non è salvare la vita alle persone, l'interesse è avere le terre rare, le pietre preziose, il gas, il petrolio, questi sono gli interessi, costruire grattacieli. Io mi domando anche l'Europa se non deve cambiare, tanti stati messi assieme che dovrebbero in teoria essere forti, molto forti per sconfiggere e fermare un nemico, un pazzo. Invece questo non attiene, si cerca sempre qualcosa che non esiste, perché non ascoltano. Avete sentito, il Papa non viene ascoltato. Nessuno viene ascoltato quando si cerca di portare il buon senso. Ne parlerò questa mattina con i miei graditi ospiti. Abbiamo il professor senatore Andrea Crisanti, senatore del PD. Grazie senatore di essere qui. Mi dispiace non essere presente, ma c'avevo degli impegni a Roma che mi hanno impedito di raggiungerla. Non si preoccupi senatore, guardi, mi va benissimo anche così, tanto con la tecnologia che abbiamo e come fosse qui in studio, se funziona tutto naturalmente se. Saluto anche Michael Rocco, criminologo, investigatore, associazione Penelope, vediamo se è collegato o si collegherà. Allora senatore, ho aperto con questa pagina triste, oggi ne sentiremo domani, poi si calerà il sipario e non si ricorderà più fino al prossimo anno. Io penso invece che dovremmo parlarne tutti i giorni, anche i mass media, i media dovrebbero parlare tutti i giorni delle tragedie che si vivono tutti i giorni, perché i morti ci sono tutti i giorni, i dispersi, le persone che non si trovano più, tante cose. Invece adesso sembra che, staccando la spina con le Olimpiadi, avete visto quante persone affollano le piazze per vedere questa fiaccola che arriva, ma io ho capito perché queste persone che cercano anche loro di trovare un momento di svago su questa terra di nessuno ormai. Professor Crisanti, senatore, cosa ci racconta? Come la vede lei da politico, ma anche uomo di sensibilità, uomo di cultura, che cerca anche lei con la bellezza di dare un messaggio molto importante? Io sono convinta che le armi per vincere questa disuguaglianza siano il rispetto, la bellezza, la cultura, l'intelligenza, la gentilezza. Prego. Ma guardi, non potrei essere più d'accordo con le sue parole. Guardi, ho visto i filmati dell'uccisione di questa persona a Minneapolis, sono veramente agghiaccianti, ma questo è il risultato di un approccio alla soluzione di problemi o di problemi che vengono percepiti basandosi esclusivamente sul concetto: io sono più forte, ho il potere e lo risolvo al modo che voglio, e allo stesso tempo ignoro completamente tutti quelli che sono i principi del rispetto, dei diritti, il rispetto della persona. Quindi quello che è accaduto a Minneapolis è il risultato anche di un'ideologia, cioè tutti quelli che sono diversi sono nemici. Ecco, questo è
e che poi in qualche modo fa riferimento anche a quello che diceva lei a proposito anche del giorno della memoria, no? Tutti quelli che sono diversi sono nemici, ecco, e questo è il risultato di un mondo che invece di basarsi sul confronto e sulla condivisione è basato su rapporti di forza e l'imposizione. Ecco, io penso che noi stiamo vivendo questa fase che, tra altre cose, incomincia a pervadere sia i rapporti internazionali ma anche la politica interna. Poi guardi, quello in America è in atto un cambiamento epocale. Guardi, abbiamo visto queste forze delle ICE che praticamente adesso hanno la delega dal Presidente di risolvere problemi come l'identificazione e l'espulsione degli immigrati senza permesso. Ma ci sono società in America, tra cui ne faccio una, il nome Palantir, che hanno praticamente la delega del governo ad analizzare in tempi reali dati a livello mondiale, telecamere, rilevazioni di satelliti, chat WhatsApp, email scambiate, cioè la tecnologia sta di fatto piano piano pervadendo e limitando quelle che sono le nostre libertà e quello che è lo spazio vitale attraverso il quale noi ci muoviamo liberamente senza che altri possano interferire. Ecco, io penso che non solo c'è un problema ideologico, ma ci sono delle innovazioni tecnologiche di portata gigantesca che vengono utilizzate per perseguire questi fini. Ecco, io penso che dobbiamo riflettere anche su questo, guardi. Allora, grazie senatore. Sentiamo anche cosa ne pensa Michele Rocco, criminologo investigativo dell'associazione Penelope. Il senatore Crisanti parlava di tecnologia. Abbiamo una tecnologia che ormai veramente anche un pontino dall'alto si vede. Non so come fanno a morire ancora tutte quelle persone che muoiono. Avete sentito anche ieri cosa è successo. Ma soprattutto queste persone che scompaiono, Rocco, cosa succede? Eppure abbiamo una grande tecnologia. Voi cercate in tutte le maniere, per fortuna che ci siete, dico io che c'è un appoggio anche per tante famiglie che cercano i loro cari, ma soprattutto la tecnologia che può aiutare, però anche qua è molto superficiale, nel senso sì, so che c'è, però anche no, non mi interessa, mentre un braccialetto, ecco, un'app sul telefonino può salvare delle vite. Siamo un po' superficiali, ecco, prima che veramente ci rendiamo conto del momento che viviamo, ecco, cerchiamo sempre che accada qualcosa per poi muoverci. Cosa ne pensa? Può aiutare la tecnologia anche a voi, l'intelligenza artificiale, a riuscire a trovare queste persone che scompaiono e non si trovano più? Prego, Rocco. Buongiorno a tutti, buongiorno senatore. Buongiorno a lei. Sì, buongiorno. Sì, la tecnologia può aiutare e tanto fa quando può entrare in campo. Purtroppo con gli allontanamenti, chiamiamoli volontari ancora, semplici allontanamenti da casa, non è previsto questo tipo di tecnologia, perché viene soltanto effettuato un position del telefonino se la persona che si è allontanata ce l'ha, ma tante volte però naturalmente si trova spento, perché magari l'hanno spento oppure gliel'hanno rubato alla stazione ferroviaria, insomma da qualche posto, quindi diventa difficile. Noi ci dobbiamo esclusivamente affidare alle segnalazioni che ci arrivano e quindi così verifichiamo sul posto e comunque avvisiamo le forze dell'ordine. È questo quello che dovrebbe essere inserito nelle nuove norme, almeno cercare di fare i tabulati telefonici almeno negli ultimi 15 giorni per capire sul cristiano prima di allontanarsi con chi si è sentito, se ci ha avuto dei contatti con qualcuno. Invece questo purtroppo non viene fatto, a meno che ci sia un'ipotesi di reato. Allora a quel punto si è allontanato perché è pressato dai debiti, quindi da usura, o ha lasciato un biglietto preoccupante di suicidio, insomma cose del genere. Allora a quel punto si attiva, chiamiamola così, un'ipotesi di reato. E così insomma il magistrato autorizza a fare anche determinate cose, altrimenti purtroppo anche le forze dell'ordine sono bloccate. Quindi noi ci affidiamo tanto alla comunicazione, ai nostri
diciamo, chiamiamoli spettatori che ci seguono, insomma, i nostri seguaci dei social, e ai giornali locali che ci danno una mano a pubblicare anche la nostra scheda. E così devo dire che almeno negli ultimi 5-6 anni sono aumentate le segnalazioni, e quindi abbiamo portato e continuiamo a portare tanti risultati. Riguardo alla tecnologia, ci siamo avvicinati, almeno noi nel Lazio, a delle iniziative, e in particolare a un'app, la SOS for You, che è stata a noi gentilmente concessa dei volontari che hanno fatto questa applicazione, l'hanno creata, l'hanno strutturata e l'hanno messa a disposizione. Quindi noi del Lazio al momento come Penelope la stiamo testando, inserendo proprio le schede in tempo reale degli scomparsi, e comincia a funzionare, comincia a avere i primi risultati. Quindi ovviamente le modalità tecniche non le conosco, quindi se c'è la possibilità magari prossimamente di fare intervenire gli addetti ai lavori di questa applicazione, sarebbe anche tanto utile spiegarla all'utenza, in modo che ci si può collegare a livello europeo. Poi nel momento la stiamo testando in Italia, quindi in tempo reale, in posizione reale. Se l'utente si registra nella propria regione, gli arriva in tempo reale una comunicazione di scomparsa, quindi tanto di foto, dati anagrafici, patologie, insomma quello che ha lui in quel momento dell'allontanamento. E questo è molto utile, abbiamo già riscontrato diverse segnalazioni su questo. Rocco, questa mattina abbiamo il senatore Crisanti, che fa parte del secondo partito, ecco, come numeri più importante, è secondo, sia al Senato che alla Camera, perciò può dire anche e cercare di smuovere quella politica molto ferma, perché c'è la burocrazia, perché non ci sono i soldi. Ecco, cosa chiederebbe questa mattina al senatore Crisanti? Cos'è che vi preme, che si dovrebbe fare dei passi in avanti perché questo non avvenga? Perché noi dobbiamo fare prevenzione, è inutile parlare quando la persona è scomparsa, cerchiamo invece di parlarne prima. Ecco, cosa chiederebbe alla politica e questa mattina al senatore Crisanti, Rocco? Guardi, noi con Penelope già da 24 anni che siamo in campo, tanto abbiamo ottenuto. Diciamo, Penelope è iniziato dopo la vicenda di Elisa Claps, che ancora c'era la famosa regola delle 48 ore prima di fare la denuncia. Invece noi adesso da sempre abbiamo sempre detto che le 48 ore sono quelle più importanti per la ricerca, quindi siamo riusciti a fare togliere questo peso che ci teneva addosso di aspettare 48 ore per la denuncia. Poi adesso è stato inserito anche il fatto che si può denunciare al 112 telefonicamente l'allontanamento di una persona. La può fare anche un semplice vicino di casa, basta che ha conoscenza dei fatti dell'accaduto, e ovviamente poi deve essere formalizzata per iscritto in un qualsiasi comando di polizia entro 72 ore. Questi passi avanti sono stati fatti. Adesso tante cose ci sarebbero da fare, però insomma non è così. In televisione si può dire questo o quell'altro. Se magari ha la possibilità, se mi può ricevere, magari a quattro occhi mettiamo insieme una lista di cose, ma non per fare critica né al governo né allo Stato, neanche alle forze dell'ordine, soprattutto perché essendoci stato io in quell'età di sottufficiale dei carabinieri, quindi so bene come funziona all'interno, e soprattutto le difficoltà che hanno anche i comandi, che non dipende da loro attuare determinate procedure, perché loro lo farebbero in modo diretto, solo che poi il magistrato è quello che poi ostacola o quantomeno non ritiene opportuno fare quei tipi di accertamenti, di accessi e procedure varie, e questo è il problema. Dovrebbe essere una cosa da default direttamente, che parte e come un'altra cosa che abbiamo chiesto è una squadra dedicata agli scomparsi, mista di carabinieri, polizia e finanza, perché così siamo molto scordinati. Un po' funziona
nei piccoli centri abitati, diciamo, che c'è più conoscenza del territorio, più cose, ma città come Roma, Milano, Torino e Napoli veramente è complicato, ci salviamo un po' quando viene attivato il piano provinciale, che non sempre purtroppo viene attivato, però insomma quando si attiva il piano provinciale viene combinata una cabina di regia presso la prefettura, dove siamo tutti insieme, noi enti preposti, insieme alla polizia, carabinieri, finanza, vigili del fuoco, protezione civile, insomma si fa rete, ci si scambiano le informazioni, perché questa è anche una cosa importante, scambiare le informazioni e fare rete è una cosa importantissima, se no va a finire che 2, 3 enti lavorano sulla stessa segnalazione, sulle stesse cose, e magari si perde soltanto che tempo. Vede Rocco, io pensavo che lei chiedesse proprio una squadra specializzata fatta da più realtà. Ecco, perché quello che abbiamo visto anche con questa povera ragazza Antonella Martinelli, che era a 200 metri dalla bicicletta, lasciata e chiusa, fa capire che forse qualcosa non funziona, come dice lei. Ognuno cerca la propria maniera. Come fai a non vedere a 200 metri una ragazza? L'ha pur vista quella signora che passeggiava. Ecco, capisce che uno che è a casa dice: ma com'è possibile che non siano riusciti a vederla prima? Eppure c'erano delle forze, sia delle forze dell'ordine che della protezione civile. Poi, ma non è la prima volta. Ecco, io pensavo che lei chiedesse proprio questo, una squadra specializzata, ecco, coordinata, perché siamo sempre là, manca sempre il coordinamento. È capitato anche a me, chiami il 112 ma ti dice che il 112 devi chiamare il 113 perché a quell'ora è il 113, chiami il 113 ti dice che però sarebbe più meglio chiamare il 118, chiami il 118 e ti risponde ma lei non può perché è privata, deve chiamare la persona diretta. Capisce che abbiamo tanto e non abbiamo niente quando chiamiamo, e allora adesso cosa facciamo? Non pensa, senatore Crisanti, invece, che anche qua la politica dovrebbe fare chiarezza? Guardi che sono anni che lo dico, adesso poi sono mesi, penso di dirlo tutte le mattine, di capire chi sei, cosa fai e cosa ci servi, perché se tutti facciamo tutto, alla fine poi ci troviamo in queste condizioni. Non è che anche qua la politica, visto che adesso fa pagare anche il mondo del volontariato, perché per fare il volontario dobbiamo pagare, Crisanti, io sono inorridita di questo, stiamo perdendo quella forza veramente pulsante che era proprio il volontario, quello di una certa età che devi fare gli stage per la sicurezza. No, prima dimmi cosa fai, dopo vediamo se serve che fai gli stage. Non le sembra che continuamente cambiamo nome, burocrazia, alla fine ci ritroviamo che le associazioni, quelle piccole, quelle che non sono strutturate, stanno scomparendo, perché là è il passaggio fondamentale. Qualcuno sta cercando anche nel volontariato che ci sia il re, la regina, i principini, tutto il resto non serve più. Prego, senatore. Ma guarda, lei ha toccato diversi punti, ma io inizierei dal volontariato. Ma io penso che le associazioni di volontariato siano veramente una risorsa preziosissima, sia nei grandi centri che nei piccoli centri. Poi praticamente in Veneto siamo ricchissimi di associazioni di volontariato che poi di fatto affrontano diversi problemi di carattere sociale, che vanno dall'autosufficienza fino a offrire opportunità di formazione a giovani o come tutela del territorio. Ecco, io penso che le associazioni di volontariato sono preziose, anche se piccole e piccolissime, perché stanno sul posto, conoscono il posto, conoscono i problemi della gente, conoscono i problemi del territorio, quindi se possibile dovrebbero essere valorizzate e aiutate. Poi per quanto riguarda il problema delle persone scomparse che era stato toccato prima, è chiaro che qui bisogna fare una distinzione importante tra minori e adulti, chiaramente, sia per quanto riguarda l'inizio delle indagini, sia per quanto riguarda le procedure messe in atto per ritrovarle, no? Perché potrebbe benissimo essere che un adulto si allontana perché non vuole essere trovato, no? Ecco, quindi è chiaro che questo deve essere in qualche modo contestualizzato alla situazione. Poi è chiaro, la ricerca di persone scomparse
e qui parlo specialmente di minori, ha bisogno di tecnologie, ha bisogno di persone specializzate, quindi forse creare delle unità a livello regionale non sarebbe una cattiva idea, anche perché veramente poi i primi momenti sono veramente fondamentali per ritrovarle, quindi è chiaro che in caso di un minore scomparso mettere in atto tutta una serie di iniziative immediate e coordinate, e quindi non coordinate, chiaramente ha un'importanza fondamentale per arrivare alla soluzione. Diversa cosa riguarda un adulto che magari è scomparso per un giorno, 2 giorni, e lì evidentemente bisogna contestualizzare con la famiglia, con il luogo di lavoro, ecco, quindi, e qui poi bisogna valorizzare anche che tutto quello che può fornire quello che è la cosiddetta sorveglianza sociale, cioè questo vale specialmente nei luoghi piccoli, no? Dove praticamente le persone si conoscono molto di più, conoscono le abitudini, conoscono i rapporti delle persone e così via, quindi diciamo è un ambito molto complesso che non conosco in maniera dettagliata, però chiaramente c'è da fare un'altra considerazione, che determinate indagini richiedono tecnologie, richiedono specializzazioni che è difficile poi portare in tutti i centri, no? Quindi chiaramente avere dei gruppi che sono in grado di maneggiare la tecnologia, che hanno la specializzazione, sicuramente aiuterebbe. Allora Rocco, vedevo che quando parlavo lei annuiva, condivideva il mio pensiero, forse perché tocchiamo con mano quella che è la realtà tutti i giorni, quella che ci impedisce di aiutare perché magari non conosciamo i nomi delle persone, i medici di famiglia che non hanno neppure l'elenco delle associazioni di volontariato a cui affidare il paziente che ha bisogno di supporto. Vede, noi siamo nel pezzo, allora ci capiamo, infatti lei quando parlava vedevo che condivideva il mio pensiero, perché la politica cerca sempre di spostare il baricentro, invece il baricentro è il volontariato e come può aiutare. Il senatore Crisanti diceva nel Veneto abbiamo tanto volontariato, è vero, ma eravamo i primi posti, adesso senatore siamo 18esimi, se non lo sa glielo dico io, perciò capisce anche la mia preoccupazione, visto la povertà che sta aumentando, le fragilità, i problemi che hanno. Prego Rocco. Sì, noi parliamo di volontariato, però mi rimetto a quello che è stato detto prima, che spesso le persone vengono trovate vicinissimo casa, e come dice spesso il nostro presidente Nicodemo Gentile, sono quei ritrovamenti a chilometro zero che ce li siamo fatti scappare sotto al naso. A noi ci è capitato 93 anni che stava a 100 metri da dove sono passati i volontari, quindi i volontari e poi soprattutto anche le squadre cinofili delle forze dell'ordine, quindi come è possibile, tutto può succedere purtroppo. In quel caso ci sono stati 11 giorni di ricerche attive, quindi non posso reclamare nulla, perché effettivamente 11 giorni costanti di ricerche veramente è molto difficile. Però noi dobbiamo puntare su questo, la formazione anche degli operatori di polizia, esatto, come noi proviamo a fare noi negli uffici del commissario straordinario con i tavoli della consulta. Ce ne sta uno in particolare sulla formazione delle forze degli operatori di forze di polizia che faccio parte, e questo insomma negli ultimi anni è servito. Sono state sensibilizzate maggiormente anche le forze di polizia su questo fenomeno. Noi siamo stati presenti anche nelle scuole di polizia a raccontare quello che facciamo, come lo facciamo, ma soprattutto portiamo la testimonianza dei familiari che hanno vissuto quel dramma, quel momento di nulla, dell'oblio totale, insomma, in quei giorni della scomparsa, che purtroppo non sempre hanno risvolti positivi. Quindi noi questo è quello che chiediamo, magari un incontro, se è possibile, dove io traccio dei punti che sicuramente non possono essere in disaccordo, perché non sono punti che io mi metto a sindacare l'operato delle forze dell'ordine, ma poter lavorare meglio, poter insomma usare questa tecnologia quando serve, ovviamente, perché poi servono uomini che vanno in giro, vanno a cercare delle persone organizzati, perché spesso anche la protezione civile
dei piccoli centri, sì, tutta la buona volontà, ma sono persone che non sono insomma qualificate per questo tipo di ricerca. Per questo dico io, un punto centrale, che è quello della cabina di regia che viene attivata, che prende il comando i vigili del fuoco, dove loro hanno tutta la tecnologia a bordo del mezzo dove arrivano, e da lì veniamo monitorati tutti, perché veniamo tutti GPSati, quindi sanno dove noi ci muoviamo, dove stiamo e cosa facciamo nelle ricerche, quindi si fa una mappatura completa della zona da ricercare, quindi è importante questo coordinamento che già c'è, ma bisogna metterlo in atto. Guardi, veramente grazie Rocco, perché lei ha detto una cosa importante, sta tendendo la mano alla politica. Questa mattina abbiamo il senatore Crisanti, ma poi io al mattino ho anche tanti altri politici, senatori, onorevoli, presidenti di regioni. Ecco, è questo che io non riesco a capire, senatore, perché noi vediamo anche a livello romano queste commissioni. Perché non cercare di coinvolgere nelle commissioni, fare una commissione di volontariato eletta dal mondo del volontariato, per capire anche come potete muovermi, dove avere anche voi delle nozioni importanti, perché non è perché uno diventa politico che sappia tutto di tutto. Delle volte noi ci troviamo a avere delle persone che veramente ci domandiamo come mai, io glielo dico, se ne dico, ma questo ha capito di quello che dico, sto parlando del volontariato. Una volta mi è capitato di dire, mi scusi onorevole, se deve andare dal parrucchiere fa prima a dirmelo, perché è inutile che io parli e lei con la testa è tutta da un'altra parte. Non mi aveva neppure detto di sedermi. Ecco, capisce che delle volte veramente tu ti aspetti magari di essere ascoltata e finalmente sono arrivata su quell'ufficio e poi dici, ma chi me l'ha fatto fare a venire qua? Questo non ha capito niente. Ecco, non sarebbe utile che la politica, visto i poteri che ha, e vediamo anche a Roma delle volte persone che entrano e escono solo perché sono amiche di, vicine a, che non c'entrano niente, però possono andare in commissione. Cioè non sembra che la politica anche qua deve capire che forse la competenza è fondamentale, proprio il mondo del volontariato può dare una mano, lei ne sa qualcosa? L'abbiamo visto durante la pandemia, è stato il mondo del volontariato che era in prima linea, che aiutava, che cercava di mettere quella pezza che la politica non riusciva a mettere. Non vedevamo politici in giro a portare le borse, le medicine, l'ascolto. Ecco, senatore, anche qua il Partito Democratico dovrebbe capire l'importanza del volontariato anche nelle commissioni. Prego. Guardi, allora qui c'è un aspetto che riguarda la sensibilità personale del politico. Guardi, per quello che mi riguarda io rispondo a tutti i messaggi, a tutte le lettere che mi vengono inviate, e che sono molte, perché io parto dal presupposto che anche un problema piccolo, come sembra a me, per la persona che me lo pone può essere un problema gigantesco. Ecco, parto da questo presupposto e quindi penso che questo dovrebbe essere un approccio condiviso da tutti, indipendentemente dal partito. Purtroppo questo non accade e questo ne sono consapevole. Poi c'è l'aspetto istituzionale, cioè praticamente come il sapere o le problematiche dei cittadini vengono presi in considerazione dal decisore politico. Ecco, all'interno delle varie commissioni che si occupano di tanti aspetti che vanno dalla cultura alla ricerca, alla salute, gli esteri, la difesa e così via, le commissioni svolgono un ruolo importante sia di carattere legislativo, quindi mettere a punto e proporre leggi, ma anche di ascolto, perché all'interno delle commissioni, quando c'è da discutere di un provvedimento di legge, in genere ci sono le audizioni, e le audizioni possono essere proposte da singoli membri, oppure anche persone possono proporsi come auditi se c'è un disegno di legge che chiaramente concerne un argomento a loro caro. Quindi capita molto spesso che associazioni di volontariato vengano ascoltate. Guardi, le faccio un esempio banale che proprio di questi giorni in Senato, in Commissione, sta per essere discussa un disegno di legge che prevede la formazione del corpo docente e degli studenti sulle procedure di pronto soccorso
respiratorio e cardiaco. Ecco, ci sono tantissime associazioni di volontari che operano in questo campo, nonché associazioni riconosciute, e quindi chiaramente noi le sentiamo, cerchiamo di capire che cosa hanno da offrire, quali sono i loro suggerimenti, come possono contribuire. Quindi diciamo, questo è un processo che avviene di continuo. È chiaro che non sempre è possibile ascoltare tutti, perché da una parte il politico molto spesso non conosce nemmeno l'esistenza di determinate associazioni, e dall'altra parte molto spesso le associazioni di volontari non sono consapevoli che in quel momento magari si discute una legge che potrebbe interessarli. Ecco, io quindi penso che per risolvere questo problema magari sarebbe più importante che le varie commissioni pubblicizzassero gli argomenti che sono in discussione, e questo sicuramente è un problema, perché molto spesso i cittadini sono totalmente inconsapevoli degli argomenti che vengono discussi di volta in volta. Trasparenza è quella che manca, senatore. Guardi, io ho tantissime associazioni anche a livello nazionale, sto parlando ad esempio dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, la Presidente Cassaniti, però mi sembra che in tutti questi anni la Presidente ha quasi 80 anni, anzi li ha anche superati, penso, la saluto. Penso sia stata 2 volte, se c'è stata, ad essere ascoltata. Capisce, senatore, che se sono ascoltati, però la gente non lo sa, qualcosa, no? Il mondo del volontariato non conosce, non è a conoscenza, è come non fosse ascoltato, perché alla fine non sappiamo. È quello il grande problema che io cerco di far capire ai politici, senatore, che bisogna che abbiano anche rispetto per quelli che non sono al tavolo, ma che hanno portato il loro supporto per far sì che questa associazione diventi forte. Ma se non lo sappiamo, ecco, Rocco, non le sembra che anche qua la trasparenza della politica sia fondamentale su quello che è proprio il bene del volontariato? Io penso che se ci avessero ascoltato non avremmo quella burocrazia che ci impedisce anche di fare quello che possiamo fare, di pagare per fare i volontari. Io non so chi ha deciso di fare questo, ma girare col commercialista, il notaio, l'avvocato, il mondo del volontariato anche no. Abbiamo visto tante associazioni, ecco, che si sono ritirate perché non hanno la struttura per andare avanti. Prego, Rocco, cominciamo anche a parlare. Rocco, voi siete a livello nazionale, avete sedi dappertutto, avete una storia. Quante volte siete stati ascoltati in Parlamento in tutta la storia? Beh, in Parlamento adesso siamo ascoltati per i casi della Orlandi e della Gregori, siamo lì nel tavolo, siamo ascoltati, però riferendomi al senatore, non è così che non si sa, non sono conosciute, perché ci sono dei casi allarmanti come ci abbiamo avuto negli ultimi 2 anni, persone con l'Alzheimer, con demenza senile, oppure ricoverate per un TSO che scappano dai pronto soccorsi, dagli ospedali. Ma nessuno ci ha mai chiamato a dire: ragazzi, ma che cosa sta succedendo? Voi che pubblicate queste locandine, poi ultimamente lo specifichiamo apposta: allontanate dal pronto soccorso dall'ospedale e quindi nessuno si è mai interessato. Io qualche tempo fa mi sono trovato in un convegno, ho conosciuto il presidente dell'Ordine dei Medici del Lazio, e così c'era stata una scomparsa anomala, diciamo, chiamiamola così, e c'avevo proprio per le mani un video che mi era arrivato di recente di questo ragazzo che si è allontanato dall'ospedale e dal pronto soccorso Tor Vergata. Pensiamo a un policlinico universitario, non è un pronto soccorso qualunque. Questo presidente appena l'ha visto è rimasto scioccato, dice, le parole che mi ha detto: dobbiamo fare qualcosa. Mi ha convocato in ufficio, abbiamo fatto un protocollo d'intesa con loro, e adesso anche i medici di base hanno la nostra scheda di scomparsa e possono anche aiutare loro. Quantomeno siamo riusciti a entrare in quel mondo. Adesso metteremo anche, se c'è la possibilità, stiamo cercando di fare un progetto dove mettere dei nostri volontari nei pronto soccorsi per aiutare queste persone con demenza senile anche a non allontanarsi, perché i familiari non li fanno salire in ambulanza quando li trasportano. Quando arrivano lì, no, tranquilli, non potete entrare, stanno qui al sicuro, però poi scappano. Giovani che sono scappati in TSO con la cannula attaccata al braccio, cioè è assurdo. Ora voi mi dite che avete giornalmente una rassegna stampa, non vi è passato sotto gli occhi di vedere questo articolo?
A me mi sembra strano, perché io ho davanti agli occhi una rassegna stampa che mi fa il mio ufficio stampa, appena vedo un articolo di questo, cosa Penelope ha scritto nella locandina, allontanato così dalla... Io chiamo subito quell'ente. Che sta succedendo? Perché questo fenomeno? Io questo è quello che chiedo, interessa questa cosa. Un po' di allarme in più, perché oggi è capitato a quel ragazzo, domani capita a mio babbo, domani può capitare anche a un senatore, a un presidente del Consiglio, a un presidente della Repubblica, può capitare a tutti. Pubblicità. Grazie. Allora, siamo col professore senatore Andrea Crisanti e siamo anche con Michele Rocco, criminologo di Penelope. Soprattutto volevo chiederle, senatore, io l'altro giorno sono stata in ospedale, ho accompagnato una persona e quello che ho visto sono rimasta allucinata, tutti senza mascherine. Ecco, parco buoi, tutti che tossivano, diversamente giovani. Ecco, uno aveva la mascherina e io ho detto, vabbè, io posso metterla, non è un problema, ce l'ho sempre in tasca, fortunatamente. Però c'è una superficialità incredibile, cioè negli ospedali, dopo quello che è successo, senatore, ancora questa soglia di sicurezza non c'è perché non è obbligatorio, cioè il vaccino non è obbligatorio, la mascherina non è obbligatoria, vediamo i numeri dell'influenza quest'anno, che numeri abbiamo avuto anche di decessi, di problemi negli ospedali, ma soprattutto ecco, questa mancanza di rispetto nei confronti anche di quello che invece dovrebbe essere tutelato, che è il diversamente giovane. È come un bambino, bisogna accompagnarlo per mano, lui non sa. Ho avuto il dottor Leoni, che è il responsabile dei medici ospedalieri di Venezia, il quale è molto preoccupato perché ci sono state pochissime vaccinazioni. Ecco, non si riesce a capire cosa sta succedendo. Lui era veramente preoccupato l'altra mattina che l'ho avuto ospite. Cosa sta succedendo, senatore? Lei che si è battuto in lungo e in largo per far capire invece l'importanza del vaccino, della vaccinazione, la messa in sicurezza delle persone, è stato uno dei primi, l'ha scoperta e subito ha cercato di fermarla. Dopo qualcuno ha dirottato da un'altra parte. Però la storia è questa. Che storia stiamo vedendo, secondo lei, senatore? Guardi, per quello che riguarda i vaccini, stiamo osservando un calo importante della vaccinazione in Italia, non soltanto per l'influenza, ma anche per vaccinazioni obbligatorie dell'infanzia, come per esempio quella del morbillo. Ma questo in parte è dovuto fondamentalmente a pregiudizi e a mancanza di informazioni, che poi in qualche modo generano paura, e questa paura a volte purtroppo viene utilizzata strumentalmente dalla politica, e questo chiaramente non è una cosa eticamente corretta, perché parliamoci chiaro, i vaccini insieme alle norme igieniche e agli antibiotici sono responsabili del passaggio dell'aspettativa di vita da 50 a 75 anni, quindi su questo è una cosa su cui bisogna essere chiari. Poi, per quello che riguarda la pratica quotidiana, in genere negli ospedali, in alcuni ospedali, anche qui c'è questo problema della regionalizzazione della sanità, alcune regioni pretendono che in determinati reparti, come il pronto soccorso, come l'accettazione, come in altri reparti in cui ci sono malati fragili, sia obbligatorio l'implementazione di misure di protezione, tra cui anche indossare la mascherina. Ecco, questo quindi ogni regione fa come gli pare, o addirittura ogni azienda sanitaria ha delle disposizioni differenti, e qui veramente ci sarebbe bisogno di fare chiarezza su questo. Poi, per quanto riguarda il personale sanitario ha l'obbligo perlomeno di effettuare la vaccinazione anti-influenza. Se non raggiunge l'obiettivo, determinati obiettivi anche qui fissati da regione a regione, da azienda sanitaria ad altre, determinati obiettivi, io mi ricordo che per esempio per l'azienda sanitaria di Padova l'obiettivo di vaccinazione del personale credo che fosse intorno al 90-95%. Se questo obiettivo non si raggiunge, poi ci sono delle penalizzazioni per quello che riguarda determinati incentivi economici. Quindi sicuramente il personale sanitario, per quanto riguarda l'influenza e per quanto riguarda altre vaccinazioni, è
fortemente incoraggiato a vaccinarsi. Ma guardi, lei ha toccato un problema che è anche di dimensioni più gigantesche, che è quello della trasmissione delle infezioni ospedaliere. Qui siamo di fronte a un problema di carattere nazionale. Noi abbiamo una vera e propria epidemia di infezioni trasmessi da batteri resistenti agli antibiotici, che colpiscono in modo particolare gli anziani e i lungodegenti, e non ci sta in questo momento nessun mezzo per fermare questo disastro. Quindi guardi, quando io in genere vengo invitato a incontri che discutono di sanità e di autosufficienza e di cura per gli anziani, guardi, io ho una sola raccomandazione: tenere le persone anziane il più lontano possibile dall'ospedale, perché se si infettano con batteri resistenti agli antibiotici contribuiamo in maniera decisiva all'accorciamento dell'aspettativa di vita. Quindi questo è un problema è un'urgenza nazionale, quella di implementare misure e trovare soluzioni per combattere i batteri resistenti agli antibiotici. Quindi guardi, il fatto di andare in un pronto soccorso e vedere un po' di persone che tossiscono è niente in confronto a quest'altro dramma che vivono tutti gli importanti ospedali italiani. Più chiaro di così il senatore non poteva essere, anche perché dovrei avere fra poco, fra non molto tempo, anche il direttore generale dell'US2, il dottor Benazzi, ospite, perciò le dirò quello che ha detto lei, perché lo trovo importante di più. Io ho toccato con mano questa realtà e le devo dire la verità, ero sconvolta, ho detto ma cosa sta succedendo? Ma come mai? Ed erano proprio le persone che dice lei, erano i più fragili, i più giovani avranno avuto 70 anni, per non parlare degli altri, tutti accompagnati con altre persone diversamente giovani. Capisce che bisogna anche iniziare a parlare, perché penso che non lo vedo solo io questa cosa, però forse sono l'unica che ha il coraggio di dire che forse se me lo spiegano come funziona sarebbe meglio. E lei l'ha spiegato molto bene, perché ogni regione può fare come vuole, decidere come vuole. Ecco, poi le direzioni sanitarie poi automaticamente che arrivano queste normative, però non può funzionare così, perché come dice lei c'è la salute pubblica che è molto importante e loro non riescono a difendersi. Io li ho visti e poi non le dico quello che ho visto, non sanno adoperare questi strumenti, non riescono a pagare i ticket, nessuno che li accompagni. Ecco qua il mondo del volontariato, come dice il nostro Michele Rocco, l'importanza di esserci anche all'interno degli ospedali, accompagnare le persone che arrivano. Sono tutte fragili, anche se sono giovani, non sono in grado di gestirsi, però non si fa, come dice Rocco, hai fatto benissimo a dirlo, non si fa. C'è qualcuno che riesce ad arrivare in queste commissioni, naturalmente non si sa come, ma noi non sappiamo niente. E invece c'è un mondo del volontariato che potrebbe essere utilissimo. Allora Rocco, come ci saluta e con quale messaggio rispetto anche a quello che ho appena detto? Aiutare di più forse al politico di capire l'importanza del mondo del volontariato anche all'interno di strutture dove arrivano i fragili hanno tutte le età. Prego. Sicuramente il senatore, visto il ruolo che ha, ci può aiutare sicuramente, quindi se gli date il contatto mio e mi vuole contattare, io lo raggiungo volentieri, anche perché sto a Roma, quindi non ho problemi alcuno, quindi posso andare a trovarlo, gli spiego, gli metto tutti questi problemi, gli faccio un elenco concreto, serio, da persone che da 24 anni stiamo in campo e cerchiamo di aiutare queste persone con le varie professionalità che abbiamo, perché ovviamente al pronto soccorso non ci vado io ad aiutare a sostenere psicologicamente queste. Noi mandiamo i nostri psicologi, sempre volontari che ci abbiamo, poi abbiamo 13 atenei che facciamo tirocini ai giovani di criminologia e psicologia, quindi li possiamo impegnare anche lì, e per loro sarebbe un'esperienza importante, perché oltre a quella insomma del soggetto psichiatrico ci saranno anche altre occasioni di altri soggetti, altre problematiche in un pronto soccorso. Quindi noi ci siamo, lo
lo sanno un po' tutti, ormai Penelope la conoscono tutti. Noi, tornando al discorso di prima, siamo strutturati a livello regionale, ogni regionale è, diciamo, è autonomo, c'è un proprio direttivo, presidente, vicepresidente, e poi i vari soci che si occupano delle varie competenze che servono. Noi, diciamo, noi quando entriamo in un caso dalla scomparsa, e purtroppo come gli ultimi casi di cronaca si sono sviluppati in femminicidi, noi entriamo come squadra, quindi offriamo il sostegno psicologico, legale, e quindi siamo attenti a tutte le situazioni, a tutto quello che ha bisogno il familiare in questi momenti tragici. Molto chiaro. Vediamo se c'è il senatore, perché era caduto Rocco. Niente, vediamo se riusciamo a rintracciarlo ancora una volta, se no lo salutiamo. Allora andiamo a vedere questo video di Penelope che fa capire anche l'importanza di questa associazione. Penelope non dimentica, io non dimentico, e poi salutiamo. Non ho capito. Allora, video nascita associazione Penelope. Niente, allora non riusciamo a mandare, mi dicono dalla regia, ma l'abbiamo fatto vedere, lo rifarò vedere, perciò saluto veramente e ringrazio Michele Rocco di essere stato con noi, grazie. Darò il suo numero al senatore Crisanti, stia tranquillo che glielo darò e vedremo se ci sarà questo collegamento, perché forse il coraggio che ho io di dire le cose come stanno, di far capire anche alla politica che deve guardare non solo a destra o a sinistra ma anche al centro, perché al centro c'è il mondo del volontariato ed è un centro molto importante, fatto di tanti numeri e di tante persone competenti. Prego Rocco. Sì, no, dico appunto perché la richiesta viene di questo tipo di attività che noi facciamo quotidianamente, quindi non è che si sta esprimendo diciamo, questo fenomeno, si sta sviluppando in un salotto, diciamo, di commentatori e cose varie, insomma. Qui siamo noi sul campo che conosciamo le realtà e le difficoltà che abbiamo, e poi i familiari. Noi, i nostri soci principali sono i familiari, i presidenti di ogni regionale sono familiari, quindi sono loro che ci guidano e ci danno, insomma, ci stimolano a tutte queste cose, perché loro hanno patito la scomparsa, loro hanno subito il peggio. Noi gli possiamo solo dare la mano da quello che riusciamo a fare, secondo dalla nostra provenienza lavorativa. Ecco, ognuno ci mette il suo per venire incontro a queste esigenze. Grazie a Michele Rocco di essere stato con noi, Associazione Penelope. Saluto e ringrazio il senatore Crisanti, è caduto ma lo sentirò, per pubblicità. Vi presento altri graditissimi ospiti. Mirella parla sempre, come vedete, stavo parlando con una ospite gradita che è Cristina Tronchin, che adesso si presenterà, mamma, ma di tutto e di più, volontariato, ma soprattutto che si sta occupando dei problemi dei giovani, su questa violenza inaudita, una violenza che veramente fa riflettere, anche se devo dire la verità, e lo dico anche a Cristina che conosco. Io sono convinta che ci sono molti più ragazzi bravi, no, bravi ragazzi di quei che ne parleremo, di ragazzi bravi che si comportano bene, che stanno cercando di dare un segnale anche importante, ma naturalmente non hanno visibilità perché non fanno rumore, lavorano senza fare rumore, ci sono ma non li vediamo, perché interessa vedere sempre il fatto negativo. Ne parleremo con Cristina, però saluto anche un altro amico, Johnny Moretto, visto che parliamo molto di agricoltori in questo periodo, di prodotti, cosa mangeremo, se continueremo ad avere questa Europa che guarda da un'altra parte invece di vedere le regole che abbiamo anche noi, cosa ne pensa lui, che invece ha copiato da un altro paese, ha portato in Italia questa cosa, è riuscito, questa verdura coltivata con l'acquaponica che abbiamo visto, sentito, voi lo conoscete, come sta andando anche per i giovani agricoltori, i giovani che hanno deciso invece di capire che forse è tempo di dire ci siamo anche noi, possiamo fare tante cose se ci lasciate lavorare, che la burocrazia non impedisca di tarpare le ali a questi giovani che ci hanno rimesso anche di tasca propria,
perché è vero il bando in regione, sì, però prima te vada a pagare, dopo forse te fa il bando, però prima paghi. Ecco, vorremmo capire anche qua se una politica nuova regionale cambierà anche per voi. Allora, Cristina Tronchi, i giovani, il problema dei giovani, la paura di uscire, di trovare questi gruppetti, e soprattutto io sono dell'idea che la prevenzione non va fatta solo con gli operatori di strada, ma va fatta con una squadra formata da famiglia, scuola, volontariato, giovani, soprattutto giovani, e per far sì che col dialogo, io sono convinta, e prima parlavo di gentilezza, bellezza, rispetto, cultura, riusciremo ad avere delle armi molto importanti per combattere questa microcriminalità. Prego. Sì, allora, intanto grazie di avermi invitato. Io sto seguendo perché sono familiare di uno dei ragazzi che ha subito l'aggressione a Porta San Tommaso, per cui sto supportando come ufficio stampa così le mamme, le quattro mamme dei ragazzi che sono stati aggrediti. Quello che abbiamo notato rispetto a quello che dici tu è che su questo tipo di violenza, non che sugli altri ci sia, si potrebbe fare molto di più, ma non c'è una vera e propria rete ancora. E credo che in realtà si stia connotando come una cosa abbastanza caratteristica, che ha delle caratteristiche comuni, perché ci sono queste, chiamiamole baby gang, di ragazzi che non hanno paura di niente, di nessuno, che ti aggrediscono per strada, che fermano gli altri ragazzini e gli chiedono le scarpe, il telefono, i soldi. Ha delle caratteristiche, non c'è solo a Treviso, si sta verificando tra l'altro in tutta Italia, per cui secondo me è proprio un problema sociale che va affrontato in maniera collettiva, e ci sono tantissimi aspetti, perché c'è l'aspetto sicuramente della prevenzione, che vanno rafforzate le reti, ma non ci sono, perché abbiamo visto che non ci sono neanche magari associazioni che si occupano specificatamente di queste cose, e non si è ancora in grado, secondo me, di dare una risposta al DASPO, Willy, di cui si è parlato, i fogli di via non servono a nulla, perché tu adesso gli aggressori di Porta San Tommaso hanno un DASPO Willy per 18 locali nella zona lì di Piazzale Burchiellati, Piazza del Grano, possono andare tranquillamente da un'altra parte, cioè non è una cosa che serve, non è la sicurezza della comunità. Non è la sicurezza della comunità, ma non serve neanche a loro. Poi hanno questa cosa caratteristica che secondo me si differenzia rispetto alla violenza magari giovanile storica che c'era negli anni 70, in cui c'era l'ideologia o da una parte o dall'altra. Qua non c'è ideologia, è violenza pura, io mi prendo quello che voglio con qualsiasi mezzo. Tanto qual è il problema? Esatto, e chi ci fa le spese poi sono i cittadini, per cui hanno anche un senso di impunità e dicono vabbè, tanto mi fanno il DASPO Will, il foglio di via, posso continuare a fare comunque quello che faccio, e quindi servirebbe, come abbiamo già chiesto, superare questo decreto Caivano, che peraltro ha anche tutto l'aspetto di prevenzione, però insomma a livello di repressione bisogna fare qualcosa di più, perché non possono sentirsi impuniti, a mio avviso, e quindi va dato un segnale di questo tipo. Non parlo solo per gli aggressori di Porta San Tommaso, ma ovviamente per tutte le baby gang. C'è la certezza della pena, che è quella che invochiamo tutti quanti. Il problema è capire che ancora non c'è la certezza della pena. Il minore è ancora super tutelato, perché il minore è super tutelato. Io penso invece che, come dice Cristina, se noi iniziamo invece a prendere questi ragazzi che si comportano in questa maniera e cercare di capire qual è la strategia per fermarli nel vero senso della parola, penso che un passo avanti lo possiamo fare. Il problema è che il mondo del volontariato è diviso,
non viene sempre ascoltato, lo dicevo prima al senatore Crisanti. Devi essere fortunato ad appartenere o a un partito politico o avere delle amicizie per cercare di entrare in qualche convegno, in qualche commissione, ma così non andiamo da nessuna parte. Non si va da nessuna parte perché tutti facciamo tutto e alla fine ci troviamo in queste condizioni. È come non facessimo niente, perché i fragili sono completamente allo sbando totale. Basta vedere le truffe che avvengono anche tutti i giorni nelle case, all'interno delle case, a tutte le ore del mattino, per non parlare dei furti, per non parlare di queste persone che veramente anche col cellulare riescono ad agganciarli, ad avere i loro numeri. Poi questi che non sanno adoperare il cellulare, so che la trasmissione va molto bene, noi facciamo lezioni di sicurezza il sabato, proprio per far capire l'importanza di saper adoperare questo strumento che diventa un'arma letale, se basta che schiacci nella maniera sbagliata e metti tutti i tuoi dati nelle mani di chissà chi, ma non lo sanno, non lo sanno adoperare. Parlavo prima dell'ospedale dove non riescono neppure a fare il ticket perché se non c'è qualcuno che glielo insegna non lo sanno fare. C'è il mondo del volontariato, ma pochissimo ne vedo anche all'interno degli ospedali, parlerò anche col direttore generale. Sì, c'è qualcosa, ma non basta, visto che siamo in tanti. Capiamo chi fa cosa e come si può aiutare. Cosa dici, Cristina? Sì, certo, ma mi sento di dire, perché appunto io spazio un po' sul mondo del volontariato, una delle mie collaborazioni professionali è nel terzo settore. Bisogna anche dire un'altra cosa, che non si può pretendere che il volontariato arrivi dove non arriva il pubblico. Non è il volontariato è sussidiario, ma non è sostitutivo, e quindi bisogna, lo vediamo anche su altri temi, cito un altro che conosco, i senza dimora, bisogna che anche le istituzioni forse facciano ma non di c'è più. la risposta, Cristina, l'abbiamo visto con la pandemia. Allora, se non c'era il mondo del volontariato che andava a portare le borse della spesa, esatto, le medicine, l'ascolto, cioè loro erano tutti chiusi in casa e i politici avevano paura di morire. Allora servono più risorse. Esatto, allora speriamo che adesso la regione cambierà, a livello nazionale si spera che qualcosa si muove. Queste commissioni, come ho chiesto prima al senatore Crisanti, di aprirlo al mondo del volontariato, che il mondo del volontariato faccia parte di queste commissioni, sì, e se fa parte la trasparenza di sapere di cosa hanno parlato, di cosa hanno discusso, e se non si sa mai niente. No, altre volte le commissioni tra l'altro sono composte solo da loro, per cui se la cantano e se la ridono da soli. Invece il senatore Crisanti ha detto che nelle commissioni si è sempre ascoltato il mondo del volontariato, ecco, veramente c'è questa diciamo possibilità di essere ascoltati. Io non lo sapevo, ho detto se lo sapete e lo fate, ditecelo però, perché se non lo sappiamo di cosa avete parlato, è una cosa che mi riguarda. Ecco, Gianni Moretto, anche per quanto riguarda la tua professione, il tuo lavoro, anche questo, la politica è molto lontano, la burocrazia specialmente, sempre pagare per riuscire invece a creare qualcosa di importante anche per la comunità, quello che stai facendo tu. E soprattutto tu sei andato all'estero, lo spieghiamo perché è molto bella questa cosa. Ecco, un giovane ragazzo che ha detto perché no, non portare anche in Italia questa cosa nel mio territorio e vedere se funziona. Ma quanta fatica rispetto a quello che tu hai visto. Invece noi siamo in Europa, almeno così ci dicono, dove è molto più semplice per certi paesi riuscire a inserirsi anche come giovane per creare un qualcosa di importante come lavoro. Prego Johnny. Sì, intanto ti ringrazio anch'io per questo invito, è sempre un piacere essere qui. Sono circa 5 anni ormai buoni che ho intrapreso questa strada tentando di portare dell'innovazione nel mondo agricolo attraverso questa serra di acquaponica, quindi coltiviamo fuori suolo in idroponica concimando in modo organico attraverso la deiezione del pesce, quindi un circolo che permette di risparmiare fino al 90% d'acqua e non usare chimica negli ortaggi che andiamo a coltivare. Diciamo che rispetto a quello che ho visto all'estero, negli ultimi 2 anni ho avuto l'occasione di essere molto a contatto anche con gli Stati Uniti, perché sono andato lì in una serie di convegni, e diciamo che lì questo tipo di mercato è sicuramente più maturo, ma soprattutto un po' più veloce. Quello che noto da noi è che ci sono strumenti per fare innovazione, per portare effettivamente attraverso dei fondi della Regione Veneto per l'agricoltura
è che effettivamente è tutto lento. Quindi noi diciamo riusciamo ad applicare dei strumenti che ci permettono di fare investimenti, che ci permettono di innovare la nostra azienda, però da quando partiamo, quando ci riusciamo, passa veramente tanto tempo, ma nel frattempo, come dico io, dobbiamo vivere in qualche modo. Appunto. E quindi quello che ho notato è che o veramente un piccolo agricoltore parte con un minimo di spalle coperte o dalla famiglia o da degli appoggi, altrimenti non è facile. Cioè devi partire già un po' strutturato, diciamo, pensate. Un po' sì. Devi partire strutturato anche economicamente, avete capito come funziona? Abbiamo il nostro Adriano, ciao Adriano. Sì, buongiorno. Mi trovo un po' imbarazzato a chiedere, ho 87 anni, mia moglie ne ha 84, è caduta in casa e adesso è stata ricoverata all'Ovi del pronto soccorso di Vicenza e adesso è in istituto, in una casa di cura per proseguire. Mi sta ascoltando? Sì, Adriano. Sì, è ricoverata alla casa di cura Villa Berica, però non riesco a mettermi in contatto con nessun medico, non so come fare per chiedere un aiuto oltre quel mese che deve fare di ricovero. La chiamano riabilitazione perché è caduta in casa, è svenuta, ha tante magagne personali e la stanno curando, ma gli abbiamo comprato il busto, ma viene usato poco e non sappiamo, portarla a casa non si può, perché non c'è nessuno che abbiamo sotto mano, non abbiamo badanti all'altezza di una che è a letto col busto che deve fare riabilitazione. Siamo scoperti di tutto, nel senso che non abbiamo mai avuto bisogno di nessuno perché ci siamo sempre arrangiati e non so cosa fare, a chi rivolgermi per contattare qualcuno dell'amministrazione di questa casa di cura per avere un contatto diretto. Chiedo a voi se c'è qualche scappatoia, possibilità di contatto. Sì Adriano, sono i servizi sociali Adriano. Vedi, tu hai detto una cosa importante, noi ci siamo sempre arrangiati, non abbiamo mai avuto bisogno. Io quando vi dico mai dire mai, perché all'improvviso può capitare di tutto e di più, come dice Johnny, bisogna essere strutturati e se non sei strutturato cosa faccio? Ecco, non abbiamo nessuno che possa darci questo aiuto, non sappiamo a chi rivolgerci, ecco qua il problema. Vedi Cristina, non sappiamo a chi, eppure c'è un mondo del volontariato che può supportare, abbiamo anche trasporti, abbiamo di tutto e di più, però lui non lo sa. Questo è. Perché? Perché non si fa squadra neppure tra il mondo del volontariato. Chi dovrebbe aiutare a farci squadra va da un'altra parte, purtroppo sono carrozzoni che si dovrebbero cambiare, Cristina qui lo dico e lo ridico, che non servono a niente perché queste telefonate le ricevo da tutto il territorio, da Padova, da Vicenza, da Treviso, perciò vuol dire che qualcosa non quadra, non è che mi inventi, perciò ci sono degli carrozzoni che se non servono possono essere anche eliminati. Adriano, ti chiamerò, ti darò qualche numero di telefono in maniera che avrai la possibilità di vedere se ci sarà questo aiuto per questa adorata moglie, perché sentite ecco con quanta pressione lo sta dicendo, perché sono le compagne di una vita ed è giusto rispettare e dire guarda che si può fare qualcosa e se no devi avere soldi, non c'è niente da fare, te lo dico chiaro e tondo, ecco, con i soldi riesci ad avere tutto, riesci ad avere quello che tu stai dicendo e il problema è che delle volte anche quelli che hanno soldi devono rivolgersi a qualcuno perché anche loro non sanno dove andare a parare, cioè, funziona così. Adriano ti chiamo, stai tranquillo, lascia il tuo numero di telefono. Allora Cristina, questo dimostra l'importanza invece della squadra. Nel momento che Adriano ha bisogno basterebbe fare un numero di telefono e da quel numero parte. Il problema è che non funziona così. Allora io mi domando a cosa serve tutto questo mondo del volontariato se poi non riusciamo ad arrivare perché non conosciamo, non sappiamo, non abbiamo il numero, non abbiamo l'indirizzo. Cioè anche qua il ragazzo che sbanda, bisogna prenderlo subito quando è piccolo. È da là che inizia a vedere da come si muove, come si comporta, se ha bisogno di un supporto, ma se tu ti giri da un'altra parte perché non
non riesci a capire che magari quel ragazzo o quel bambino ha un problema e quel problema va capito, poi ci troviamo con queste mamme che si devono rimboccare le maniche perché poi si trovano ad affrontare da solo questi temi. Prego Cristina. Allora, ci sono i genitori che si accorgono che magari i figli hanno qualcosa che non va e intervengono e fanno fare dei percorsi ad hoc. Ci sono altri genitori che magari non si accorgono o non accettano e quindi diventa più difficile. Adesso mi è fatto venire in mente la scorsa settimana che l'UIS 2 ha firmato un protocollo con la questura, mi pare, per i percorsi da far fare ai giovani. Sì, però sono volontari, per cui questi giovani possono accettare come non accettare. So che è previsto anche probabilmente il coinvolgimento della famiglia, ma se una famiglia e un ragazzo ti dicono di no, non puoi fare niente. E allora va benissimo secondo me questo protocollo, però credo che serva qualcosa di obbligatorio, non di volontario, sia per i ragazzi che delinquono che per le loro famiglie, per mettere anche nella situazione di capire che cosa possono fare. Dopodiché manca anche l'altro lato, perché non ci sono associazioni di supporto per le vittime che ti indirizzano come fare la denuncia, a chi rivolgerti, qual è il percorso. Cioè, una cosa che tra l'altro ho affrontato anche io a livello personale: quando tu vai a fare la denuncia, dopo non è che ti spiegano cosa succede dopo, che tempi ci sono. I tempi della giustizia sono lunghissimi e più delle volte chi fa denuncia dopo è all'oscuro del percorso che c'è dopo, fin tanto che non arrivano le notifiche degli atti. Andiamo a vedere anche questo protocollo, questo che è stato fatto proprio per la violenza di genere in prefettura, ma andiamo a Udine, vediamo cosa fanno a Udine. Nel giorno in cui si riconferma a livello internazionale l'impegno per l'eliminazione della violenza contro le donne, nella sala conferenze della Prefettura di Udine è stato sottoscritto il nuovo protocollo Costituzione di una rete interistituzionale per la prevenzione della violenza di genere. Abbiamo preso l'impegno di incontrarci ogni 3-4 mesi per capire quali sono i punti da migliorare o da rendere ancora più concreti sul territorio. Dai dati che noi abbiamo in possesso, diciamo che nell'ambito di una certa stabilità c'è una tendenza in diminuzione. Il documento, oltre che da prefettura, procura, tribunale e forze dell'ordine, è sottoscritto da enti e associazioni che si occupano di prevenzione ma anche di assistenza e tutela delle donne vittime di violenza e sostituisce il precedente protocollo datato 2013, segnando un passo avanti nella costruzione di una rete coordinata tra tutti i soggetti coinvolti. Direi opportunamente aggiornato questo protocollo, che era stato a suo tempo stipulato nel 2012, ma necessitava, alla luce degli sviluppi del fenomeno, di un aggiornamento. È un momento importante perché mette assieme istituzioni preposte all'accertamento e alla repressione delle condotte di reato con istituzioni preposte alla prevenzione. Allora, sentiamo come commenta Cristina Tronchi. Abbiamo visto la prefettura di Udine, ma vediamo anche la prefettura di Treviso, di Padova, di Venezia. Alla fine poi noi ci ritroviamo che tutti i giorni invece abbiamo questo problema e dobbiamo difenderci, perché chi ci difende? Prego. Finché mi fa sorridere, perché il protocollo appunto ha detto che si troveranno ogni 3-4 mesi istituzioni, enti, associazioni, tanto sì, insomma, io credo che non basti trovarsi ogni 3-4 mesi. Poi il protocollo è stato firmato precedente del 2013, adesso è il 2026, sono passati veramente tantissimi anni e sì, fa un po' sorridere, perché quello che dicevo anche prima, magari si ritrovano sempre tra di loro, e questa è una cosa che tra l'altro ho contestato, anche detto quando abbiamo fatto il flash mob per i giovani, che vale per tutti, ma se non vengono coinvolte le vittime
Cioè tu puoi anche coinvolgere l'associazione, ma vai direttamente a chiedere alle vittime che cosa hanno vissuto. Perché se succede che poi tu fai una denuncia per violenza e maltrattamenti in famiglia, no? Nessuno lo sa che c'è tutta la procedura e non è che il divieto di avvicinamento, se c'è il codice rosso, lo danno subito. E che cos'è? È un pezzo di carta che dice, va bene, devi stare, che ne so, l'indagato deve stare a 500 metri di distanza. Se non c'è niente che controlla questa cosa, nessuno sa se entra nei 500 metri o no, per cui non è che dopo la violazione del divieto di avvicinamento comporterebbe l'arresto immediato. Allora, se io ti segnalo che c'è stata la violazione del divieto di avvicinamento, perché non viene fatto nulla? Sentiamo la nostra Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, ho sentito quel signore che ha chiamato. Mirella, non è facile. Lo so. Non è facile, perché ti mandano da una parte all'altra. Allora, se assistenti sociali, devi telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10, se no non ti rispondono più. Dunque questa un'ora. Poi hai bisogno, ti danno il certificato dell'invalidità, ti danno tutto quanto e dopo devi arrangiarti. Allora, per il bollo auto devi rivolgerti all'ACI, telefono all'ACI, no, devi rivolgersi alla regione. 1. Per il canone televisione bisogna telefonare alla RAI a Venezia. Non so dove dobbiamo andare. Se mi hanno dato, la commissione ha stipulato che è invalido al 100%. Ho bisogno di questo e basta. Non bisogna mandare in giro la gente. Insomma, che facciano un ufficio preposto per questo solo, non tanti uffici. Grazie, arrivederci e buona giornata. Basterebbe, Nadia, una semplice carta, la carta d'identità, dico io, dove ci sono c'è tutto. Non è che dobbiamo avere 100 carte, basterebbe la carta d'identità, quella elettronica, che adesso, ecco, anche là che bisogna stare attenti, perché c'è anche una truffa con la carta d'identità elettronica, l'avete sentito dal nostro informatico, e soprattutto capire cosa sta succedendo. Ecco, noi abbiamo queste persone fragili che chiamano, e io sono stata all'ospedale l'altro giorno, non vi dico le persone che mi hanno fermato dicendomi: dica che non si può continuare così, è da stamattina che giro, guardi in che condizioni. Ecco, soprattutto accompagnano persone fragili, sono fragili anche loro in quel momento che entrano, sanno, ecco, su queste cittadelle enormi, ecco, che ci vorrebbe molto di più accompagnamento, lo dirò anche al dottor Benazzi, perché non si può continuare a non vedere, specialmente quando uno ha certe patologie, diventa ancora più fragile, con la testa in quel momento pensa a quello che ha, la malattia è un momento veramente delicato che io vedo. Tu devi essere presente, loro non è in grado di gestire tutto l'ambaradan che è la burocrazia, e vai a pagare il ticket e spostati di qua, no, quello non è l'ufficio, devi andare da no, non è quello il reparto, cioè capite che non ci siamo proprio, ma ne parlerò con chi di dovere. Nadia, continua a parlare, continua a dire, vedrai che un po' alla volta ce la faremo. Allora Johnny, questo vale anche per quanto riguarda il lavoro, siamo sempre là, lo hai spiegato molto bene, però andiamo a vedere anche cosa fa Johnny Moretto per chi non lo conosce. Andiamo a vedere questa coltivazione, ecco, e questa semina bellissima di questi ortaggi, guardate cosa esce, andiamo a vedere acquaponica. Io ero venuto qui a conoscere Johnny, che in realtà è un agricoltore, produce ortaggi in acquaponica. Non ho capito molto bene, acquaponica, io non ho mai sentito questa parola. L'acquaponica è la sintesi tra acquacoltura, cioè l'allevamento dei pesci, e l'idroponica, cioè la coltivazione di orticole senza suolo in acqua. Ma cosa c'entrano le carpe con l'insalata?
Un'insalatina che spunta dall'acqua poi alla fine. Incredibile! No, è incredibile è che sotto non c'è la terra, c'è l'acqua. No, guarda. No, Le che radici. c'è questo? Queste sono le radici. Come la tua barba lunga, via. Sì, vabbè, lasciamo stare la mia barba. Incredibile. Ma solo l'acqua? Solo acqua. Questo si chiama floating system, coltiviamo in galleggiamento. Invece qui abbiamo un sistema di coltivazione verticale che ci permette di risparmiare spazio. Al posto di una pianta posso metterne fino a 24. Qui ho 70 colonne che mi permettono di ospitare 1680 piante. È un condominio. Quindi verticale. Un grattacielo. C'è un terzo modo di coltivare in acquaponica che è questo, si chiama media bed. Queste sono delle vasche piene di argilla espansa e ghiaia e queste hanno due funzioni: sostenere piante più pesanti come un pomodoro, ma fare una cosa importantissima, il biofiltro, ovvero qui ci sono dei piccoli microrganismi che vanno a convertire quello che è la deiezione del pesce in fertilizzante per le piante. Ricordatelo, deiezione del pesce. Come si dice cacca in giapponese? Cacca, sì. Ah, si dice cacca, vabbè, ho capito. Proprio cacca. Beh, interessantissimo. Colpo di scena. Cosa c'entrano le carpe in tutto questo? Le carpe servono per dare da mangiare alle piante. Infatti queste piante qui non vengono coltivate con la chimica come l'idroponica normalmente, ma la deiezione del pesce, la cacca, serve come fertilizzante per le piante. Eh sì, i pesci mangiano le piante e arricchiscono l'acqua con le loro deiezioni. Poi l'acqua fertilizzata dai pesci viene usata per produrre e nutrire gli ortaggi in idroponica. E vorrei fare un'altra domanda: cosa servono le piante per il pesce? Per pulirgli l'acqua. No, dai. E non è finita. Con i resti delle verdure, Johnny addirittura alleva delle mosche che producono delle larve. E questi poi diventano dei bruchetti che diventano cibo per le carpe. Incredibile! Cioè, se questa non è economia circolare, io... Di più non esiste. Come se fosse, no, marito e moglie. Marito e moglie è necessario, deve avere tutti e due per creare una vita circolare perfetta. È giapponese, quindi c'ha questa pulizia etico-mentale. Vabbè, è proprio una meraviglia. Col suo sistema Johnny risparmia acqua, risparmia energia. Con soli 2,5 kW risparmia lavorazioni. Risparmio anche, se volete, un po' di salute, perché lavoro ad altezza. Certo, si dice anche dalle tue parti la terra è bassa e invece questa è alta. Ma è stato anche pensato questo sistema per un disabile, ad esempio. Non ci sono barriere architettoniche, quindi anche una carrozzina potrebbe comunque arrivare a... Perfetto. Allora Johnny Moreto, noi sentiamo molto parlare di biologico, però sentiamo parlare anche di agricoltori che sono andati anche a Bruxelles con i loro trattori, perché dicono noi abbiamo qua delle regole molto ferree, poi non sapremo che cosa arriverà e cosa mangeremo. Tu come vedi la situazione? Che si parla, abbiamo visto la carne putrefatta di più, cambiano le etichette, mangia, tu vai tranquillo, ma ci sono i controlli, come no? Le discoteche, tutto controllato in Italia, non si è dato il piper, il MoMA, e senza quello che non sappiamo che hanno chiuso. Capisci che forse c'è qualcosa che non ci dicono, che bisogna veramente iniziare a far capire che la comunità deve mangiare sano? Tu stai facendo questo, l'abbiamo visto, il servizio. Perché così tanta fatica? Perché la politica non riesce a capire quando un progetto è buono, che può migliorare la qualità, la salute pubblica deve essere incrementato? Prego. Ma diciamo che c'è un problema di fondo che sostanzialmente vede di avere una realtà delle carte e una realtà effettiva, e a volte poi c'è un discostamento, nel senso che chiaramente ci sono le regole vanno chiaramente verso la direzione di proteggere i consumatori e allo stesso tempo teoricamente che tutelare i produttori, però è altrettanto vero che dall'applicazione di questa norma a quello che avviene davvero spesso c'è una discrepanza, e quindi non tutte le merci a volte arrivano con dei controlli ai consumatori finali come uno si aspetterebbe. Oppure, come dicevi te, basta il cambio di un'etichetta e un prodotto in Sud America diventa italiano, ad esempio.
L'abbiamo visto anche con la pasta, no? Assolutamente sì. È stato un giornalista che ha scoperto che la pasta non era italiana, ma era proveniva. Poi mi è capitato di vedere realtà, che assolutamente chiaramente non faccio nomi, dove vedevo mulini con a fianco campi di grano, dove quei campi di grano lì venivano destinati per produrre energia e il grano che arrivava veniva importato, cioè siamo veramente un po' agli assurdi, diciamo, su questo. Quindi diciamo che un po' secondo me c'è la necessità, prendendo un po' il principio di quel che magari sto facendo io, è che la bontà di un prodotto non deve per forza derivare solo dalla carta, nel senso che noi lo coltiviamo sano per necessità, perché altrimenti non riusciremo proprio a coltivarlo. Quindi bisogna trovare anche il modo di far sì che la carta non sia più solo una carta, ma sia anche un'esigenza al coltivare sano dell'agricoltore, ma allo stesso tempo bisogna poi che da controparte ci sia chi valorizza anche questo sforzo, perché chiaramente è uno sforzo coltivare in modo sano. Allora, mi fa molto piacere, perché senza fare nomi, naturalmente non vogliamo pubblicizzare niente, nessuno, però mi sembra che la grande distribuzione, qualcuno della grande distribuzione invece si sia accorto dell'importanza di avere all'interno di questi supermercati un prodotto sano, un prodotto che veramente può far bene. Ecco, tu sei stato contattato da questa grande multinazionale, perché è così, perciò l'importanza, ecco, delle informazioni che un po' alla volta sta arrivando e che qualcuno riesce a capire che forse questa popolazione ha bisogno veramente di mangiare sano. E soprattutto il sano è prodotto dalle piccole aziende. Ecco, diciamo, se è grande sarà anche bello, come dice la globalizzazione, però se vuoi trovare un buon prodotto e sano devi andare nel piccolo produttore, non c'è niente da fare. È così o non è così? Sì, assolutamente così, e anche, ti aggiungo anche che il piccolo produttore è chi tutela le particolarità di prodotti locali, perché noi siamo in un territorio italiano dove abbiamo una moltitudine di prodotti, ma non è il grande che li tutela, è il piccolo. E quindi il cliente comincia di più rispetto a una volta a essere più cosciente, a chiedere questi tipi di prodotti. Però allo stesso tempo, se questi prodotti hanno una catena di distribuzione troppo lunga, arrivano a prezzi eccessivi. E quindi effettivamente anche le grosse distribuzioni hanno cominciato a capire questo. Purtroppo diciamo, la dinamica del mercato fa sì che il cliente principalmente va lì, si va meno se ci pensiamo sulle botteghe locali rispetto a una volta. Ne stanno chiudendo tutte. Stanno chiudendo e quindi c'è questa maggiore attenzione, anche perché viene richiesta a prodotti locali, quindi si crea questa catena diretta che permette di dare prodotti di qualità, ma anche a prezzi abbastanza accessibili, in linea con quelli che sono i prezzi del mercato, e questa è una dinamica che sta funzionando, diciamo. Allora andiamo a vedere, adesso parliamo sempre di violenza, andiamo a vedere questa violenza di genere, questo convegno che è stato fatto a Venezia, poi sentiamo la nostra Tronchin, cosa dice Cristina Tronchin in merito proprio a cosa si potrebbe fare. Prima detto dobbiamo ascoltare questi ragazzi, farli parlare, ecco, forse sono loro che devono sedersi nella cattedra e noi di fronte ad ascoltare per capire come possiamo aiutarli. Andiamo a vedere. Sono 455 le donne che nel 2025 si sono rivolte al centro antiviolenza di Venezia. Nel 2024 erano state 426, una variazione del 7% che va letta non come un aumento della violenza quanto di un aumento della consapevolezza delle donne nei confronti della violenza di genere. I numeri sono in aumento, ma questo ci fa capire come non ci sia tanto un aumento del fenomeno quanto un'emersione del fenomeno, pertanto anche tutte le campagne di sensibilizzazione, le attività di prevenzione che abbiamo proposto insieme al centro in questi anni stanno avendo la loro efficacia. L'obiettivo è proprio quello di arrivare alle donne a far sì che chiedano aiuto. Al Centro Culturale Candiani di Mestre l'incontro con le istituzioni promosso da Pianeta Sindacale Carabinieri per parlare di violenza di genere, dalla segnalazione del pericolo agli aspetti normativi del Codice Rosso passando alle sue applicazioni. Un'occasione per diffondere la cultura del rispetto, sensibilizzare e promuovere consapevolezza. È fondamentale quel patto di corresponsabilità che vediamo qui oggi, che raccoglie voci diverse, la famiglia, la scuola, la società civile, le forze dell'ordine, il sindacato e naturalmente la politica. Una commissione che oggi parla con 17 punti d'inchiesta, 2 già approvati, la ricognizione normativa agli orfani, e 3 in approvazione nei prossimi mesi, quindi gennaio-febbraio. Parleremo di violenza economica, di diritto comparato, di braccialetti elettronici e di violenza online. Dall'onorevole l'espressione di Camera
Camera e Senato di continuare insieme senza distinzioni di colore politico la lotta alla violenza agendo in rete e puntando sulla prevenzione, tema quest'ultimo fulcro dell'incontro. Noi siamo formati a comprendere bene quali siano le dinamiche per le quali attivare le procedure del Codice Rosso. Infatti, quello che noi come Pianeta Sindacale Carabinieri diciamo alle parti governative in tutte le occasioni è quello che noi abbiamo bisogno di risorse umane, uomini e donne, perché è la prevenzione e la presenza sul territorio che ci consente di essere proprio quella che è l'aspettativa di tutti i cittadini, di garantire la tutela dell'ordine e la sicurezza. Allora, Cristina Tronchin, come commentiamo questo servizio? Io aggiungerei che invece di continuare a parlare, di convegnare, se forse agissero, abbiamo bisogno di agire adesso più di parole. Le parole sono anni che le sentiamo, parole, comitati, riunioni, convegni, ma bisogna agire. E agire vuol dire mettersi in prima linea e cercare di prendere per mano e di vedere la situazione da parte dell'angolazione giusta, che bisogna intervenire più che parlare. Prego, Cristina. Allora, ci sono diversi aspetti. Quello che le forze dell'ordine sono in numero inferiore rispetto a quello che servirebbe, è vero, hanno pochi mezzi, però bisogna, lo stiamo dicendo da sempre, ma vanno incrementate. Ha detto che sono formati. Attenzione, secondo me non c'è ancora tutta questa formazione a parte le forze dell'ordine, perché non sono così rari i casi in cui si scoraggia a denunciare, o quando ti danno il foglio in mano, questo foglio firma la deposizione, però tu che sei vittima e sei lì e in quel momento magari non sei molto calma, tranquilla, non ti accorgi neanche che magari dietro c'è scritto a chi rivolgerti, dove sono i centri antiviolenza, quali sono i numeri da contattare. A me è capitato, io sinceramente di quella parte lì non mi sono neanche accorta, perché comunque già sei lì, devi fare lo sforzo, decidi di denunciare, fai lo sforzo di denunciare, non hai, dopo sei svuotato quantomeno di energie, non sai che cosa succede. Poi io magari mi vado a informare, vado a leggermi le leggi, cioè il Codice Rosso prevede che le indagini vengano fatte in 3 o in 5 giorni se non sbaglio, ma alla fine non è mai così, perché dopo le indagini durano di più, perché ora che chiami la vittima che ti dice i nomi dei eventuali testimoni da sentire, vai a chiamare i testimoni, le indagini durano comunque 1 mese e mezzo, 2. Io mi ricordo quando ho fatto denuncia sono stata chiamata tantissime volte, perché poi ti chiamano quando le carte vengono passate al PM e al GIP, ci sono le richieste da parte del PM e del GIP di verificare se la vittima è attendibile, per cui ti chiamano a colloquio per, si chiama SIT, sommare informazioni testimoniali, per approfondire determinate dinamiche. L'indagato viene sentito alla fine di questo procedimento, per cui tu vittima, quando entri, decidi di denunciare, c'è tutto un percorso di altre cose che si scatenano, che è pesantissimo da portare avanti, quasi quanto le violenze che uno ha subito prima. Infatti a me tanta gente dice: ma perché ne parli quella? Perché io ci sono passata e per come sono fatta io di carattere cerco di fare in modo che magari altri non ci passino, o non ci passino come ci sono passata io. Nel mio caso sono serviti 2 mesi per chiedere perché venisse chiesto e poi dato il divieto di avvicinamento. Come hai vissuto questo crash Montanà, questi 2 personaggi che sono agli arresti domiciliari, hanno pagato, perciò con i soldi 40 persone, 40 ragazzi che non ci sono più, altri ustionati in un
chissà se ritorneranno anche a vivere una vita quotidianità. Avete sentito il chirurgo plastico cosa ha detto? Per tutta la vita dovranno curarsi. Certo. Queste parrucche che cercano di fare perché non avranno più i capelli. Voi come mamme come avete vissuto questo momento di questi? Ma è colpa sempre della famiglia, ma tu sei genitore, all'ultimo dell'anno cosa fai? Vieti al ragazzo di andare in discoteca, di uscire, di non bere, ma non si può. Tu pensi che vada in un luogo protetto, chi va a pensare una cosa del genere? Invece proprio le protezioni non c'erano, e soprattutto che con i soldi tu puoi riuscire ad avere anche la libertà immediata, puoi tornare a casa. Come l'hai vissuto, Cristina? Ma allora, io devo essere sincera, sono state, quando c'è stato l'incendio, poi sono uscite tutte le notizie, a un certo punto ho dovuto anche allontanarmi dal continuare a leggerle, perché emotivamente è molto difficile, e pensare che questi ragazzi di 15-16 anni sono condannati adesso per tutta la vita a fare operazioni, a curarsi, significa che pone qua, torniamo sul discorso di prima, sull'assistenza, su che cosa devono fare, e sul fatto che comunque bisogna vedere anche come evolve la situazione, perché non è solo la parte legale. No, sì, ma non solo la parte delle bruciature che hanno, ma anche le lesioni interne ai polmoni, l'intestino, come riusciranno a respirare, ad andare avanti. Io ho un figlio di 13 anni, per cui non ha ancora l'età per uscire, però chiaramente qualche domanda te la fai, dopo dici: sono stata giovane l'altro ieri e dico, anche noi facevamo queste cose, andavi in giro, c'hai quell'incoscienza che secondo me è anche giusto avere a 15 o a 20 anni, per cui io assolutamente non mi sento di condannare i genitori o i ragazzi. Come fai? C'è qualcun altro che doveva esserci, ma certo che specula su questo. Io adesso, per carità, non conosco bisogna sempre specificare, secondo me, che è accaduto in Svizzera, per cui non ci sono tanti che hanno detto ma le leggi sulla sicurezza, si calma, bisogna vedere che leggi ci sono sulla sicurezza, sulle colpe in Svizzera, perché giudicherà la Svizzera. Adesso a Roma so che è stato aperto un procedimento anche dall'Italia, e non so con quali leggi, penso quelle italiane. È chiaro che questo pone un tema che è strettamente collegato al denaro, ai guadagni, perché questi hanno guadagnato sulla pelle dei ragazzini. Gianni Moretto, la sicurezza, ecco, cos'è la sicurezza per te? Tu hai un'attività, un'azienda, la prima cosa che chiedono è sempre la sicurezza, poi invece dove dovrebbero chiederla magari non la chiedono. Abbiamo parlato della Svizzera, ma è successo anche in Italia, su quella discoteca, vi ricordate che ha perso la vita quella mamma che aveva accompagnato sua figlia, perché c'erano all'interno dei numeri incredibili di persone, le uscite di sicurezza. Cos'è la sicurezza nel 2026, da come la vedi tu? Ecco, forse si chiede dove si potrebbe anche mollare un pochino e dove invece sarebbe richiesta, ad esempio penso di questo macello che vendeva la carne putrefatta, non si sa più niente, silenzio assoluto, continua a lavorare, dicono ma avete sentito più qualcosa? Ecco, perché non ci dicono veramente la verità, la trasparenza su quella che è anche la sicurezza dei prodotti che mangiamo? Tu fai vedere, spieghi tutto, ecco, il pesce, la formica, il perché questo. Non mi sembra che ci sia tutta questa. Vai a leggere tu un'etichetta se riesci a capire cosa è scritto su quell'etichetta, prego. Certo, ma dal primo punto di vista spesso la sicurezza dal punto di vista del imprenditore la vive più come un possibile controllo che subisce, no? Secondo me sarebbe abbastanza importante magari riuscire a far più un contatto anche amichevole, diciamo così, tra chi è preposto appunto ai controlli, per far sì che ci sia
una sorta di aiuto anche alle aziende a trovare delle soluzioni di buon senso, perché a volte anche si tratta di quello, per evitare che succedano problemi per i lavoratori ma anche per i consumatori finali, no? Quello che manca secondo me è che a volte l'azienda viene lasciata un po', sì, ci sono i corsi di formazione e tutto quanto, ma viene lasciata allo sbando con tutto quello che c'è da fare, quindi c'è sicuramente una mancanza da parte dell'azienda perché non riesce mai a fare tutto quello che dovrebbe essere, però dall'altro lato c'è poco accompagnamento a fare questo, quindi se ci fosse più contatto, torniamo forse al discorso di più collaborazione, più contatto tra chi deve seguire e fare anche questi controlli, ma anche farli in modo positivo, e lì forse ci sarebbe più aiuto. Più preparazione? Più preparazione. Roberto da Mestre, vai Roberto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io posso parlare? Sì, prego. Io a me interessava il discorso sorto in questi giorni relativo ai piccoli comuni che possono passare al Friuli o viceversa al Veneto. Il discorso non è quello del passare di qua, passare là, il problema è la dimensione dei singoli comuni. Ci sono dei comuni che hanno pochi chilometri quadrati, penso a Teglio, adesso quello mi viene in mente, Teglio, con qualche migliaio di abitanti. Come fanno a gestire quel poco che hanno? Magari non hanno neanche un vigile urbano, fanno fatica ad eleggere il sindaco. Quindi questa la cosa da fare principale è quello di fare, non so dal punto di vista legislativo cosa si può fare, ma sarebbe da togliere di mezzo, unificare i piccoli comuni e creare, sono 44 nel Veneto, io ne porterei a 30, perché ce ne sono tanti che proprio non hanno neanche le amministrazioni per governare. Basta. Guarda Roberto, sull'unione e la fusione dei comuni ne abbiamo parlato anche in tempi non sospetti e ti devo dire la verità, quello che ho capito è che c'è una divisione anche tra sindaci, ecco, per quanto riguarda questo argomento che hai toccato, che è incredibile. C'è chi guai toccare il comune anche piccolo, guai è la nostra identità, dobbiamo rimanere fermi, non hanno spiegato alle persone, ai loro paesani, ai loro cittadini cosa vuol dire unione, cosa vuol dire fusione, è stato a discrezione di qualcuno, mentre doveva essere veramente spiegato bene prima di andare a votare. Anche là i cittadini conforme il sindaco, ma io non devo essere fortunato ad avere quel sindaco che mi spiega, io devo capire cos'è questa unione e fusione. Hai più sentito qualcosa? Adesso sentiamo questi comuni che vogliono passare in Friuli Venezia Giulia, in Alto Adige, qualcuno. Però non si sa niente perché adesso c'è tutto anche siamo sempre in campagna elettorale praticamente, noi viviamo perennemente in campagna elettorale, finché sei in campagna elettorale hai voglia di avere trasparenza sulle cose che interessano, però hai detto chiaramente che così non si può continuare perché ci sono degli oneri, delle spese incredibili anche per questi sindaci che non riescono più a dare risposte al loro territorio perché sono quelli meno pagati, quelli che hanno la patata bollente in mano e devono risolvere tutti i problemi perché è l'unico punto dove il cittadino può rivolgersi, questa è la verità. Allora Gianni, continuiamo invece, cosa chiederesti tu alla politica? Adesso c'è un nuovo presidente, Stefani, molto aperto specialmente al sociale, al mondo delle piccole imprese, cosa vorresti chiedere? Ma io vorrei chiedere l'ascolto. Quindi vorrei un contatto con i giovani per quanto sia possibile chiaramente, però le idee da parte nostra ci sono, gli strumenti credo ci sono pure, però bisogna che ci sia più contatto per far sì che diventi tutto più veloce, per far sì che la politica e questi strumenti vengano attuati con più snellezza, con più velocità, anche perché altrimenti, come si diceva all'inizio, o siamo strutturati o c'è qualcuno alle spalle, ma penso che a un certo punto finirà la situazione che abbiamo le spalle coperte.
quindi bisogna far sì che adesso ci possa camminare con le proprie gambe. E soprattutto anche avere la possibilità di insegnare il lavoro a quei ragazzi, magari qui mi allaccio a quello che ha detto anche Cristina, di fare più squadre anche con le associazioni. Ecco, anche questi potrebbero essere intrigati anche da quello che vedono che tu puoi fare. Anche i ragazzi che magari minimamente non pensano che ci sia questa cosa. Cosa dici, Cristina? Anche fare squadre anche con queste realtà per capire anche che ci possono essere dei percorsi diversi. Noi vediamo nell'agricoltura tanti giovani che anche lavoravano in banca, che cominciano a lasciare queste attività perché la natura, sono molto vicini alla natura i giovani. Prego, Cristina. Sì, ma non è solo un discorso di essere molto vicini alla natura, e lo dico sempre dalla mia generazione alle nuove generazioni. Non so quanti anni hai tu, però io sono nata negli anni 80. Dagli anni 80, 90 in su c'è tutta un'altra mentalità, nel senso che dopo magari ci dicono perché voi volete fare solo i lavori che volete voi, volete fare solo quello che piace a voi. Non è una questione che non vogliamo più fare altri lavori, la questione è che cerchiamo un equilibrio di vita e lavoro che ci permetta di fare, di vivere bene alla fine, e gira e rigira. Siamo stati condannati a un eterno precariato perché sono finite cose, cioè io non conosco persone che non abbiano avuto problemi di lavoro, cioè non è possibile. Io sono entrata nel mercato del lavoro nel 2009, non ho mai avuto un contratto a tempo indeterminato, mai. Adesso sono in partita IVA e anche lì è sempre un bagno di sangue per trovare clienti, andare avanti, fare bene il proprio lavoro e conciliare quello che è il ritmo della vita, il lavoro. È stata una discussione che ho affrontato sabato con una coppia di amici, due situazioni completamente diverse. Alla fine magari facevamo anche fatica a capirci, ma era solo una questione che ognuno cerca di fare il meglio per quello che può. Cioè nel mio caso, che ho anche un ragazzino che ha bisogno di aiuto e tutto, so già che se fossi sotto Paron, come si dice, magari sarei svantaggiata, perché quando devi chiedere tanti permessi perché devi seguire, non potresti farlo. Non potresti farlo. E quindi sì, dopo a livello appunto di trovare la quadra, secondo me sarebbe corretto, perché invece in realtà ci sono tantissimi giovani che secondo me hanno molta voglia di fare. Penso sempre all'esempio di un ragazzo che conosco che ha 20 anni e che sta facendo servizio civile in un'associazione di volontariato, per cui lui porta in giro gli anziani, fissa gli appuntamenti, è un entusiasta. E anche lì è il secondo dei ragazzi che vengono coinvolti in servizio civile, e anche il primo, quello che c'era l'anno prima, continua a fare servizio di volontariato. Vuol dire che sono intrigati quando diventano protagonisti, no? Sì, perché quando capiscono magari si crea il legame, cioè nelle associazioni di solito ci sono magari le persone un po' più grandi, dai 60 anni in su, e fanno squadra e si crea un clima veramente costruttivo, secondo me, per i giovani e anche per gli anziani, e credo che una cosa simile si possa mutuare anche nel mondo dell'impresa e del lavoro, proprio perché siamo forse anche più aperti come mentalità. A me lavorare con i giovani piace. Dopo è chiaro che magari vanno indirizzati, per cui, però insomma io credo che questo potrebbe essere il futuro. Io confido molto, e questa cosa ci tengo anche a dirla, conosco molto bene l'assessore sociale della Regione Veneto, la Paola Roma, e credo che sia una persona veramente in gamba e veramente attenta per l'esperienza che ha a quello che è il mondo del sociale, per cui io confido che si riesca veramente a fare qualcosa di importante nella nostra regione. Questa è la speranza della nostra Cristina Tronchin, che ringrazio e saluto. Allora sentiamo invece come ci saluta Johnny Moretti. Ecco, con quale messaggio, cosa vuoi lasciare come messaggio, e soprattutto
far capire alla politica anche regionale, l'ha detto anche prima l'onorevole senatore Crisanti, che anche la regione ha un ruolo importante. Ecco, la provincia non sappiamo ancora che fine, cosa sarà, che è ancora in alto mare, adesso verrà eletta ancora col vecchio sistema dei sindaci e dei consiglieri, non saremo ancora noi che eleggeremo il presidente, perciò lasciamo perdere la provincia, stendiamo un velo pietoso perché anche là non ne andiamo fuori. Comuni, i sindaci sono presi come sono presi. Allora, la regione, secondo te, ecco, cosa potrebbe fare il presidente della regione? L'hai detto prima, sburocratizzare, venire più incontro. Io sono convinto che deve ascoltare molto, perché c'è tanto da ascoltare, e anche persone con le idee chiare, specialmente giovani che intraprendono anche nuove attività. Prego. Io voglio chiudere anche con un po' di ottimismo, diciamo, perché secondo me, vedendo negli anni molte innovazioni applicate all'agricoltura, non solo quella che sto portando avanti io, stanno cominciando a vivere dei tempi più maturi rispetto a una volta, e quindi adesso secondo me è il momento giusto per cominciare a fare il passo, quindi avere un'amministrazione che magari vuole cogliere questa occasione, dove da una parte ha gente che veramente vuole mettersi in gioco, quindi riuscire dalla parte dell'amministrazione a dare gli strumenti in tempi veloci per poter fare questo cambio di passo. Secondo me questo è l'auspicio che mi faccio, e spero davvero quindi che ci sia questa ventata di freschezza nella regione che speriamo. Allora, grazie anche a Johnny Moretto, questo imprenditore con l'acquaponica, importantissimo, fa risparmiare energia, soprattutto non l'abbiamo detto, perciò anche un risparmio di energia non è cosa da poco, un risparmio dell'acqua, c'è tutto un risparmio, perciò io penso che il presidente Stefani dovrà ascoltare anche il nostro Johnny Moretto, visto che l'hanno ascoltato anche la grande distribuzione, cosa non da poco aver sentito questo stamattina, perché è un segnale molto importante. Grazie anche a Cristina Tronchi, pubblicità. Partiamo con dazi, questi dazi al vino, ma non solo al vino, alla pasta o altro, eppure la bilancia, ecco, che Donald Trump fa pesare conforme come si sveglia al mattino, cancella tutto quello che ha deciso magari la sera prima, e noi dobbiamo vivere, i nostri imprenditori, con questa bilancia che va su e giù, con questa paura, cosa combinerà domani o oggi in persona. Ne parleremo con Simone Padoan, andiamo a vedere questi dazi e poi li commentiamo. Ma innanzitutto aspettiamo, perché è da un mese, da quando si è insediato Trump, che si parla dei dazi, però finché non vediamo come, dove, quando e con che numeri, mi sembra che ci facciamo la testa. Detto questo, chiaramente i dazi non fanno bene, ma i dazi sono sempre esistiti, non dimentichiamocelo, sotto varie forme, dazi diretti o delle imposte indirette, e ci auguriamo che l'impatto che verrà definito sui prodotti possa essere marginale, ma è importante il ruolo che avrà l'Europa nel trattare, perché è una trattativa, stiamo parlando di commercio mondiale, quindi è una trattativa dove ci auguriamo che l'Europa abbia quel ruolo che finora magari non ha avuto. Allora, ne parleremo questa mattina con Simone Padoan, esperto in relazioni internazionali, e soprattutto questa Europa, come si sta muovendo, cosa sta facendo, e questo personaggio che sta mettendo in discussione anche il sistema che avevamo, è un cambiamento epocale che sta avvenendo in America. Prego Padoan. I dazi nel frattempo poi sono entrati in vigore, e nella stessa America adesso si è aperto un dibattito politico su quella che viene chiamata l'affordability, letteralmente quello che ci si può permettere, perché c'è stato un impatto di questi dazi sulla capacità di consumo delle famiglie americane. L'inflazione rimane mediamente sotto controllo negli Stati Uniti, all'interno dei target che erano stati prestabiliti dall'amministrazione Trump, ma perché fanno media anche con i carburanti che negli Stati Uniti sono molto bassi come prezzo. E invece tutto il tema dell'affordability si sta snodando attorno al paniere, diciamo, dei beni essenziali e dei beni che sono più utilizzati dalle famiglie.
ed è uno dei cavalli di battaglia in questo momento del Partito Democratico, che secondo i sondaggi che sono stati pubblicati recentemente li vedrebbe in vantaggio per le prossime elezioni di medio termine a novembre, e qui farebbe passare il congresso, diciamo, a dominanza del Partito Democratico. Questo per Trump è un grosso problema, perché sostanzialmente lui ha promesso un grande miracolo economico con la sua ricetta, e questo grande miracolo economico in realtà non viene riscontrato dalle famiglie americane, e questo rende l'amministrazione Trump decisamente più nervosa, e la necessità di identificare degli obiettivi di natura politica che vadano a compensare gli obiettivi di natura economica che invece non sono stati soddisfatti e che aveva promesso. Perché lui si era rivolto principalmente a loro, questo cambiamento doveva avvenire per le famiglie con redditi bassi, ecco, il lavoro, ma l'economia mondiale, ecco, questa economia economica, con questo personaggio come la vive? Perché con questi alti e bassi l'incertezza del mercato fa veramente oscillare e traballare le borse. È un momento molto volatile, e non è solo una questione di borse, perché in realtà il mercato non si trova dentro le borse. Le borsa è, diciamo, una sorta di termometro, ci dà un po' quello che è l'umore della situazione, ma poi bisogna andare a vedere effettivamente gli scambi di merce, che cosa sta succedendo. Però il termometro è fondamentale per capire come muoverti. Il termometro dà delle indicazioni ovviamente importanti, ma fondamentalmente il mercato è nervoso in questo momento, perché le regole che erano state stabilite nel corso di decenni sono state improvvisamente cambiate, e oggettivamente non è che Trump abbia introdotto un elemento particolarmente rivoluzionario, era già un trend che stava correndo, perché di fatto se noi guardiamo anche quella che è stata la progressione dell'economia cinese e il suo ruolo all'interno del mercato globale, ci rendiamo conto che effettivamente c'erano dei cambiamenti molto pesanti in cambio. Trump ha dato una spallata ad un sistema di regole che era un sistema di regole su cui noi facevamo affidamento come sistema Europa, e che era anche quello del mercato globale, del WTO, era anche il meccanismo con cui si riusciva anche da un punto di vista giuridico a creare trattati e regole che fossero comuni a tutti quanti, il famoso multilateralismo, cioè tutti insieme si arriva a negoziare delle regole comuni. Trump è un nemico del multilateralismo, lo dichiara apertamente, e questo mette in crisi, l'ha sempre detto, e questo mette fortemente in crisi tutto il sistema. L'Europa, ricordiamoci anche che la sua prima natura è quella di essere un'unione doganale e un mercato unico, e poi progressivamente nel tempo gli sono state conferite poteri sempre più ampi e un pochino diversi rispetto a quello economico. Qual è il problema grosso, la difficoltà dell'Unione Europea? È che pur essendo un mercato unico e avendo, diciamo, un'unione doganale, quindi delle regole comuni, non ha una politica estera, perché non è stata conferita all'Unione Europea la delega per poter fare politica estera. Infatti noi non abbiamo un commissario che abbia le funzioni di un ministro degli esteri, abbiamo un alto rappresentante che è una persona che in realtà non ha nessuna autorità oggettiva. Questo è successo perché, diciamo, quando si è trattato ancora attorno al 2012 di votare una Costituzione per l'Unione Europea e di conseguenza anche dare al Parlamento europeo maggiori poteri e contemporaneamente avere anche un commissario per la politica estera, una serie di partiti decisero all'epoca a livello europeo che invece questa sovranità doveva rimanere ai Paesi membri. Questi Paesi membri oggi devono trovare una risposta unitaria e non è una cosa semplice, una quadra. Ed è un momento in cui le situazioni esterne, la guerra in Ucraina, la pressione di Trump stanno un po' spingendo verso trovare soluzioni comuni, ma è anche altrettanto vero che comunque all'interno dell'Unione Europea ci sono paesi che hanno opinioni molto diverse. Ma non è che sia un'Europa molto lenta, ecco, molto chiusa, nel senso ho paura di farmi male, aspetto, e questa attesa fa sì che veramente queste popolazioni siano in balia. Si parla solo di riarmo, noi non abbiamo bisogno solo di parlare di riarmo, abbiamo bisogno di tante cose. L'Italia è un paese in sofferenza a livello economico, non è che siamo
presi così bene, anche se qualcuno dice ma l'esportazione va bene, tutto sommato dei passi in avanti si sono fatti, ma a quello che si sente poi c'è una popolazione che è in sofferenza, questa è la realtà, non si trova lavoro, non si trova casa, non c'è un futuro, si pagano tante tasse, stipendi bassi, pensioni basse, tante cose fanno sì che questo paese fa fatica a decolare, perché che fa girare l'economia è il denaro che noi riusciamo anche a spendere, ma se non ne abbiamo non lo spendiamo. Io non penso che siano le multinazionali che fanno girare l'economia, io non ci credo a questo. Prego. Ma distinguiamo un attimo due temi. Non è l'Unione Europea che è lenta, sono i Paesi membri che sono lenti. Perché, come dicevo prima, l'Unione Europea non ha una politica interna, non ha una politica estera, quindi certe decisioni sono vincolate alle decisioni dei singoli paesi. Se i singoli paesi non sono d'accordo, poi lo strumento comune... Basta uno che non sia d'accordo. Basta uno che, in certi casi basta uno che non sia d'accordo, in certi altri invece si fa a maggioranza. Cioè un paese mette in crisi tutta l'Europa. Perché hanno fatto questo? Perché queste sono le regole che hanno portato alla Costituzione dell'Unione Europea, senza quelle non ci sarebbe stata la Costituzione, è stato un compromesso. Allora su certi argomenti ci vuole unanimità, su altri argomenti invece si può arrivare, diciamo, ad una votazione a maggioranza. Altri strumenti ancora non sono delegati alla Commissione, sono delegati al accesso della legiferazione del Parlamento europeo. È uno strumento tutto sommato abbastanza complesso quello dell'Unione Europea, a cui manca un pezzo di autorità perché non ha la sovranità su tutto, ma solo su alcuni argomenti delegati. È altrettanto vero che in realtà l'Unione Europea alcuni strumenti ce li ha, ogni tanto si parla del bazooka, dello strumento di anticoercizione, cioè gli strumenti sono già previsti, bisogna avere la volontà di utilizzarli e questo diciamo è un po' il problema che noi abbiamo, perché oggi se noi guardiamo l'unità politica europea ci sono 3 paesi che sono i soci di maggioranza, che sono sostanzialmente l'Italia, la Germania e la Francia. In questo periodo vediamo che c'è un avvicinamento tra la Germania e l'Italia, che era una cosa che non accadeva da un po' di tempo, perché l'Italia e la Germania in questo momento sono gli elementi più stabili all'interno dell'Unione Europea. Come si sta muovendo secondo lei Giorgia Meloni a livello proprio europeo ma anche internazionale? Bisogna dire che dal punto di vista internazionale la figura di Giorgia Meloni è una figura che viene rispettata, perché in realtà ha avuto, tra virgolette, gioco facile, non avendo la stessa variabilità che hanno avuto altri governi precedenti, perché ha una base forte in Parlamento, per cui lei lì è sicura di non cadere, le permette di fare anche delle azioni un pochino più a lungo termine di quelle che sono stati i governi precedenti. Quindi al di là di quella che è l'autorevolezza, che magari nessuno la conosceva prima, però l'effetto è stato quello di avere una continuità di azione che magari prima il governo italiano non riusciva a esprimere, perché fatalmente i nostri governi cadevano. C'è molto rispetto per questa figura femminile che rappresenta l'Italia, lo vediamo come viene accolta quando si sposta nei vari paesi. E poi anche perché in realtà non si è mai sbilanciata né troppo da una parte né troppo dall'altra, ha sempre cercato comunque di trovare un dialogo. Che anche questo diciamo ha dei pro e dei contro, il pro di essere stata una figura quindi anche in un qualche modo di riferimento, perché il dialogo comunque in questa situazione in cui non sai mai bene dove vai a finire il giorno dopo è sempre una cosa estremamente importante, perché se non c'è dialogo non c'è una via di uscita. E dall'altra parte però anche diciamo alcune prese di posizioni arrivano anche in un qualche modo tardive o in maniera ambigua, per cui questo crea anche diciamo, delle pressioni politiche diciamo, interne che potrebbero anche in qualche modo essere gestite in un modo un po' diverso. Però ecco, diciamo che in via generale il governo Meloni viene visto all'estero come un governo stabile, è stato in grado di rilanciare alcuni rapporti commerciali, diplomatico-commerciali, anche con vecchie conoscenze come il Giappone, che è un mercato estremamente importante anche per noi. Dall'altra parte lo strumento Italia come macchina... Quando arriva in Italia trova dei bei problemi. È difficilino. Maurizio da Consalve, ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Allora io vorrei soffermarmi sui fatti di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che tutti quanti si lavano la bocca e tutto quanto. Lì in America, Mirella, fanno rispettare le leggi e il signor Trump va applaudito, che se ne dica, e ci fosse anche qua il pugno di ferro, vedrai che tanti Maranza stanno zitti oppure se ne vanno via, ok? Ci vorrebbe anche qua il pugno di ferro, ma siccome che qua da noi siamo troppo buonisti, ok? Ecco, il buonismo ci sta naturalmente massacrando, ecco.
Ho visto ieri sera, tra l'altro, la trasmissione di Mario Giordano, da mettersi le mani nei capelli di quello che abbiamo in Italia, ok? Ecco, gentaglia di tutti i tipi che non rispettano le leggi. E allora ben venga quello che sta facendo negli Stati Uniti il signor Trump. Applausi. Ciao Mirella e tanti auguri a voi e a tutti quanti. Abbiamo sentito le riflessioni di Maurizio, ognuno può appunto pensare come vuole, giustamente siamo in democrazia, ascoltiamo tutti, Maurizio ha detto quello che pensa. Allora, quello che però vorrei anche capire, questo cambiamento epocale in Italia nel 2026 cosa comporterà? Perché un passo alla volta, se non si prendono le giuste precauzioni e misure per quanto riguarda anche l'economia, non sarà così facile continuare a salire, specialmente con questo anche cambiamento epocale per quanto riguarda anche l'acquisto, ecco, i beni. Adesso abbiamo sentito che è stata colpita anche soprattutto i beni di lusso, l'alta moda sembrava intoccabile, vediamo come sta vacillando, e questo Made in Italy che si fa fatica a capire se rimarrà un Made in Italy o se sarà un Made in Europa, perché non riusciamo più a capire questi agricoltori che protestano, questi negozi che chiudono, cioè è un momento delicato, veramente particolare. Questa popolazione italiana che fa fatica a arrivare alla seconda settimana del mese, 6 milioni di poveri in Italia sono tanti. Padoan, prego. Penso che in questo momento si cominci a capire una cosa che si sapeva già da tanto tempo, è che da soli non ce la possiamo fare. L'Italia è un paese, una media potenza, è un paese geograficamente piccolo, però dal punto di vista economico abbastanza grande, abbastanza importante, non a caso fa ancora parte del G7, però è altrettanto vero che alla fine l'Italia come un paese manifatturiero, un paese di trasformazione, non ha risorse proprie, quindi deve comprare e deve vendere a chi? L'Italia vende per la maggior parte agli italiani e poi vende all'Unione Europea. Quello che va negli altri paesi fuori dall'Unione Europea è sempre una quota abbastanza marginale rispetto al totale di quello che viene prodotto e venduto. Ci sono diversi settori in Italia che sono trainanti, il primo è quello della meccanica. La manifattura? La manifattura, diciamo quella della tessile moda, è un settore che ormai da diversi decenni soffre di diversi problemi che non sono soltanto legati alla concorrenza ma anche alla propria organizzazione interna in Italia. Abbiamo anche quella dei prodotti alimentari. Sulla questione dei prodotti alimentari c'è una distinzione tra prodotto alimentare quello manufatto piuttosto che quello invece che coltivato, e bisogna anche lì un po' capire, e qua si apre la partita per esempio dell'accordo con il Mercosur, che anche questo è in discussione, perché l'accordo con il Mercosur, questo mercato, diciamo, questo grande mercato dell'America Latina, che fondamentalmente è un accordo, quello che si sta discutendo, a 360 gradi, che non copre solo la parte agricola. C'è questo timore da parte degli agricoltori, soprattutto anche di altri paesi, l'Italia si sente anche questa preoccupazione, ma di essere invasi da prodotti dell'America Latina. Però diciamo, io vorrei ricordare alcune piccole esperienze che si possono fare nel quotidiano per capire che cosa significa questa cosa. Se si va in supermercato a comprare i mirtilli in questo periodo, ma negli ultimi anni, non in questo periodo, nel senso di queste settimane, si vedono mirtilli che prima provenivano un po' di anni fa dalla Romania, poi provenivano dal Sudafrica, adesso ne trovi ancora qualcuno adesso grafica, vengono tutti dal Perù, dal Cile, da altri paesi dell'America Latina. Imbarcano tonnellate e tonnellate di mirtilli che arrivano qua, no? E se tu giri supermercati diversi, tu abito a Mestre, se vai a vedere supermercati di grandi dimensioni attorno a Mestre, ce ne sono, diciamo, alcuni a brand italiano e uno a brand tedesco. Tutti sono diverse proprietà, tutti hanno lo stesso prodotto allo scaffale, quindi vuol dire che quella merce lì viene comprata da qualcuno che fa da mediatore e viene portata qua. Cosa ci dice questa cosa? Due cose. Uno è la distribuzione italiana che decide dove andare a comprare, e quindi dobbiamo chiederci anche al nostro interno dove vogliamo andare a comprare e perché. Chi siamo e cosa vogliamo, vero? Chi siamo e cosa vogliamo. La seconda cosa è che quei prodotti già arrivano.
Allora, tra avere e non avere un accordo con il Mercosur è meglio avere un accordo, perché almeno si può intervenire su come gestire meglio i flussi. Però qualcuno dice che questo Mercosur è molto importante, perché anche questo agricoltore potrà andare a lavorare questi terreni molto ampi, molto grandi che si trovano in queste località, perché noi non abbiamo più questa possibilità. Però Padoan, una volta noi eravamo molti di più, e la popolazione, con questa creatività che aveva, fatta di tante piccole realtà, riusciva a sfamare, riusciva a mangiare. Adesso noi perché dobbiamo comprare tutto? Ma perché non riusciamo ad avere, ad esempio, i prodotti della Sicilia? Io quando vedo certe trasmissioni dove veramente ti fanno vedere la meraviglia dei prodotti per il clima che hanno, la Calabria, la Puglia, e poi invece andiamo a comprare i prodotti, la quantità che manca, ma è la quantità che abbiamo bisogno e la qualità che abbiamo bisogno. E perché non si riesce a far capire l'importanza invece del trasporto? Costa troppo, però andiamo a prenderlo, come dice lei, in paesi molto lontani. Allora c'è qualcosa che non torna, allora di là pago il trasporto e di qua non lo pago. E la semplificazione con la quale rispondono è troppo di nicchia, non riusciamo a commercializzare questo prodotto. Io non penso che sia questa la verità. C'è una filiera, come dice giustamente lei, che viene gestita da qualcuno che preferisce ad avere questi prodotti. Certo, allora, innanzitutto cerchiamo di capire qual è il prodotto e qual è la destinazione del prodotto, perché esistono le cosiddette commodity, sono prodotti indifferenziati, tipo il grano per esempio, il cui prezzo non viene determinato dall'acquisto diretto, tu produttore, io acquirente. Il prezzo viene, sì, ma in maniera indiretta attraverso un meccanismo borsistico. Quindi ci sono delle grandi borse internazionali su cui vengono giocati questi, si chiamano future. Bene. No, i future sono sostanzialmente quote di futura produzione di commodity. La commodity è indistinguibile, che sia fatta in Sicilia, che sia fatta in Ucraina, che sia fatta nel Wyoming, per esempio. E quindi di fatto queste grandi borse vanno a determinare quello che è il prezzo di scambio tra venditore e acquirente. Quindi fondamentalmente l'agricoltore non ha nessun potere di influenzare su questo prezzo, e né tantomeno l'acquirente avrà nessun altro interesse di comprare se non attraverso questo meccanismo. Per cui di fatto, perché essendo commodity distinta, l'acquirente deve essere sicuro di avere sempre quel prodotto in stock, perché altrimenti non può produrre la pasta, perché altrimenti non può produrre altri alimenti che poi invece vanno su grande distribuzione, che quindi sono prodotti sostanzialmente continuativi di tutti i giorni. Poi abbiamo invece prodotti agricoli che sono un pochettino più a valore aggiunto, gli ortaggi, la frutta, tutta una serie di altri prodotti, che quelli invece sì possono essere scambiati sul mercato locale. E normalmente quando vengono scambiati sul mercato locale hanno un prezzo un pochino più favorevole rispetto al produttore, ma è altrettanto vero che chi li compra o li porta dentro un negozio o li porta di nuovo dentro la grande distribuzione organizzata. La grande distribuzione organizzata è organizzata con dei gruppi di acquisto, quindi di proprietà diverse si mettono insieme per fare gli acquisti, e quindi quando il buyer cerca quantità al minor prezzo al posto che più gli conviene, quindi di fatto poi se il mirtillo mi conviene comprarlo dal Perù invece che comprarlo da un altro posto, lo prendo dal Perù, perché una nave di mirtilli mi costa sicuramente di meno di un camion in proporzione per mirtillo del camion che mi arriva da un altro posto, che ci sia qualcuno che produca mirtilli in Italia. Ma ci sono, diciamo, altri prodotti su cui si può ragionare, per cui ad esempio ci sono delle catene di distribuzione organizzata che sul prodotto locale per un consumo locale per esempio hanno accettato di fare degli accordi di filiera o fare degli accordi che sono comunque immediati. È quello che dico io, fare gli accordi di filiera però sui prodotti locali. Questo riduce il mercato a livello locale, quindi il produttore locale vende al consumatore locale tramite un canale indiretto, e rimane sempre il problema del fatto che il produttore non ha il controllo del canale e l'acquirente non ha il controllo del canale, quindi di fatto c'è tutto un meccanismo che poi bisogna capire come viene retribuito, che è quello del distributore. Però non è che anche con le quote latte qualcuno ha capito, ecco, l'imbroglio che c'era sotto. Noi eravamo una popolazione che viveva di latte, di pane, anche nero, di segala,
di pasta, si mangiava la pasta ed era una popolazione che riusciva a sfamarsi in gran parte. Adesso non riusciamo più a capire perché dobbiamo comprare tutto, di tutto, sempre, 12 mesi all'anno, e soprattutto i prodotti che costano tutti carissimi. Ecco, io quando vado dal fruttivendolo, ecco, ho raccontato l'altro giorno che una signora si è rifatta rifare il conto e ha detto non è possibile che abbia speso questi soldi qua, invece ha rifatto il conto e il totale era giusto. Oppure quelle signore che hanno prenotato questa passata di pomodoro siciliana da questo fruttivendolo che arriva direttamente dalla Sicilia perché è buonissima, e sono stata io, aveva già 6 persone che richiedevano questa passata di pomodoro siciliano. Allora io penso che tutti noi dobbiamo anche capire dove vorremmo andare a parare e cosa vogliamo comprare. Perché se in quel periodo quel prodotto non c'è, non lo compro e basta, fine là. Perché dobbiamo comprare tutto, di tutto e di più, e soprattutto non capire che forse anche noi dobbiamo fare un passo indietro. L'ha capito la grande distribuzione. Ad esempio prima avevo Johnny Moretto che produce con l'acquaponica questi ortaggi, questa verdura, e un supermercato sta acquistando da lui perché ha capito l'esigenza di avere anche un prodotto di qualità, perché questa è la richiesta che cominciano a sentire. Vedete che ci sono quegli angoletti nei supermercati dove trovi il prodotto a chilometro zero, hanno capito l'importanza di avere anche il chilometro zero, vuol dire che c'è una richiesta, se no non avrebbero aperto questo angolino piccolino ma che si sta allargando di questi prodotti, sono prodotti nostri. Allora, in realtà se noi entriamo in un qualsiasi supermercato di catena strutturata, hanno sempre un brand di prodotto italiano o regionale o locale, eccetera. E molto spesso anche le distribuzioni hanno dei meccanismi di acquisto per cui il prodotto in scatola viene centralizzato, il prodotto fresco magari alcuni punti vendita hanno anche l'autonomia di acquisto. Oppure diciamo, hanno delle centrali di acquisto più di carattere locale, provinciale e regionale, per cui quelle fanno anche l'acquisto locale, fanno un contratto diretto con il fornitore. Lo fanno nel momento in cui c'è una domanda, quindi il cliente deve chiedere quel tipo di prodotto. Come lo fanno? Lo fanno facendo dei test, se vedo che il prodotto viene venduto allora poi si impegnano verso quella tipologia di acquisto. È altrettanto vero invece che sul prodotto in scatola o sul prodotto che uno compra anche fresco, appunto indifferenziato, lì giocano logiche completamente diverse. C'è un po' la questione del brand, che sia made in Italy oppure no, ma il brand diciamo fa la sua forza, e dall'altra parte c'è comunque di nuovo anche la questione della convenienza economica, perché uno guarda proprio il portafoglio, per cui tra spendere €1 in più o spendere €1 in meno ci sono famiglie che l'euro in meno lo spendono volentieri, quindi di fatto che a fine mese i conti devono tornare. Bisogna tornare, non è che per fare il chilometro zero allora dobbiamo tutti aprire il portafoglio e spendere tutto quello che abbiamo dentro, perché poi comunque mangiamo la seconda settimana, la terza non più, e quindi è un incrocio tra domanda e offerta che deve tenere in considerazione di tutti questi elementi. I modelli di consumo sono sicuramente una delle preoccupazioni a livello globale, perché la stessa Agenda 2030 tra i suoi obiettivi pone quella di un consumo consapevole, e l'Agenda 2030 è il piano d'azione mondiale per la sostenibilità, perché non tutti possono consumare nello stesso modo, tanto sprecando, quindi ci vuole la possibilità non solo del riutilizzo dell'alimento, ma anche diciamo di avere dei modelli di consumo che sono sicuramente più sostenibili. Non è soltanto legato alla stagionalità, sono cose che si ripetono perché tu durante l'anno hai dei consumi che fai tutti i giorni, indipendentemente dall'ortaggio di stagione, no? E quindi di fatto è una cosa che va più nel profondo di quella che è la coscienza di ciascuno di noi nel sapere che cosa sta facendo. E soprattutto oro colato, si parlava del fruttivendolo, ma diventa oro colato anche chi ha oro, ecco, questo oro che è salito alle stelle. Come vede la situazione, ecco, questi investimenti, che bisogna stare attenti anche là, perché guardate che non è da tutti comprare, state attenti anche in questo, perché le fake sono molte, non è un mercato per tutti, attenzione, prego. No, allora si compra l'oro perché si vede la viabilità che c'è, quindi la preoccupazione del dire ma che cosa succederà, un giorno il denaro varrà di meno, avrò meno potere di acquisto, quindi vado a immobilizzare i miei soldi in un qualcosa che dovrebbe rimanere
o in alcuni casi aumentare di prezzo. Se aumenta di prezzo vuol dire che c'è un effetto speculativo, quindi come aumenta poi anche cala. Quindi al di là del fake bisogna anche capire questo trend di crescita dell'oro fino a quando arriverà, come i diamanti, come altre mode che ci sono state nel frattempo. L'ideale ovviamente è quello di avere un'economia sana, quindi di fatto la preoccupazione maggiore deve essere quella di dare mandato a chi ci governa, di essere attenti e di fare in modo che la nostra economia non subisca o che sia comunque in grado di essere resiliente, cioè di essere in grado di crescere nonostante le variabilità. Come vede la nostra, corro perché ormai siamo quasi in chiusura a Padoan, come vede la nostra economia italiana, come ci stiamo muovendo qua a livello italiano? L'Italia ha delle difficoltà strutturali che sono dovute alla sua frammentazione. E purtroppo il piccolo è bello, non funziona più, flessibile sì, funziona, bravi sì, funziona, ma piccolo non funziona più. Perché? Perché il mercato è cambiato, è cambiato tanto rispetto a quello che era il periodo degli anni 90, che è stata la coda del piccolo e bello, e sempre di più il mercato sta andando verso una serie di identificazioni di blocchi che sono anche in contrasto tra di loro. Ci sono più competitor rispetto a una volta, che sono in grado di fare più economia di scala, fare prezzo più basso a qualità più alta. E quindi di fatto il nostro sistema ha questo tipo di difficoltà, che con il piccolo è difficile investire. Allo stesso tempo non è che le nostre competenze sono da buttare via, ma sono anche rimaste un po' indietro rispetto a quelle che sono le competenze. Non sono strutturate. Abbiamo difficoltà strutturate per cui avremo bisogno di cominciare ad aggregare le aziende e allo stesso tempo le stesse aziende hanno competenze che stanno cominciando ad essere un po' obsolete, quindi bisogna investire non tanto sull'innovazione in senso generale, ma nel fatto che le aziende debbano in un qualche modo, aggregandosi, creare maggiori investimenti rispetto a quello che già fanno. Bisogna fare squadra, sta dicendo. Bisogna fare squadra e bisogna investire. L'Italia è molto debole sugli investimenti. Come mai? Eppure è un investimento che tu fai nel tuo paese, anche a questa creatività che abbiamo la fortuna di avere, perché abbiamo sentito anche questi grandi stilisti, quando veramente vanno nel mondo lasciano il segno, non c'è niente da fare, la loro creatività. È questa che dobbiamo investire, nella creatività, non nella burocrazia, Padoan. Nella creatività bisogna investire nel saper fare, bisogna investire soprattutto nel capire che cosa ti chiede il mercato. Adesso ad esempio il mercato cosa richiede secondo lei? Quali sono veramente le angolazioni dalle quali si guarda il mercato? Appunto la domanda è proprio questa, perché il mercato non è uno. Ci sono tanti mercati che sono di tipo diverso. C'è il mercato nazionale poi all'interno delle singole regioni ha delle cose che possono anche cambiare come preferenza dei consumatori. C'è un mercato europeo e il mercato extraeuropeo non è un mercato. Ci sono gli Stati Uniti, c'è l'America Latina è divisa in paesi non a che hanno caso è nato Mercosur. Appunto l'accordo con il Mercosur, c'è il sud-est asiatico, c'è il mercato cinese che è un mercato veramente difficile da aggredire ma estremamente importante. Quando uno guarda i mercati deve prima di tutto capire a quale mercato vuole andare a vendere e sulla base di questo poi va a riorganizzare il proprio prodotto e la propria azienda. Se non ce la faccio da solo è il momento che io mi metta insieme a qualcun altro che ha lo stesso problema mio. Questo è un ruolo che dovrebbero fare le associazioni di categoria, perché non è che da solo tu puoi strutturarti, devi essere accompagnato o lavori o stai in ufficio, non è semplice. Non è per niente semplice. Le associazioni di categoria sono degli enti privati, non sono né enti pubblici né organi dello Stato. Essendo enti privati rispondono a quello che è il loro organo direttivo, che è eletto dagli imprenditori. Quindi anche lì le associazioni hanno delle responsabilità? Sicuramente sì. È altrettanto vero che le associazioni di categoria, essendo comunque degli strumenti degli imprenditori, fanno quello che gli imprenditori gli chiedono di fare. E quindi se l'imprenditore va in un'associazione di categoria perché vuole l'assistenza sindacale, vuole la finanza agevolata e vuole la formazione obbligatoria piuttosto che la formazione continua, la rappresentanza che poi l'associazione di categoria fa delle sue istanze sarà una rappresentanza, sì, le mie aziende vorrebbero questo, ma l'implementazione dei programmi e di attività invece le associazioni di categoria nel loro insieme non riescono a farle. Sta nel dialogo tra imprese, associazioni di categoria, governo, regionali e nazionali, perché in Italia la parte dell'internazionalizzazione ricade anche sulle regioni, creare dei programmi
di promozione, ma anche di aggregazione di assistenza e formazione per gli imprenditori. Ecco, la parola formazione che infine, alla fine si sono accorti l'importanza di questa parola. Bisogna fare più formazione. Che non è solo una formazione che bisogna fare ai dipendenti, perché in realtà di formazione ai dipendenti viene fatta, perché di enti formativi ce ne sono che fanno formazione, alta formazione e formazione continua. C'è anche una formazione da fare agli imprenditori, perché nessuno nasce imparato. L'imprenditore è un grande esperto del proprio prodotto, del proprio processo, della propria attività, delle proprie relazioni, però contemporaneamente l'essere così concentrato su quello che fa tutti i giorni lo porta poi in un qualche modo a non aggiornarsi, non capire che cosa c'è quindi una parte del suo tempo dovrebbe essere dedicata proprio all'attività di aggiornamento e di relazioni con i suoi pari. Questo è uno dei ruoli che l'associazione di categoria dovrebbero promuovere. Dovrebbero, infatti ho usato questo termine perché qualcosa si muove, ma non mi sembra che ci sia questa attenzione su quelle che sono le esigenze del nostro territorio, che fortunatamente sono formate anche dal mondo dell'artigianato, dal piccolo artigiano, se riuscirà a sopravvivere Padoan, perché la vedo molto dura, sono in forte difficoltà. Ecco, specialmente con la burocrazia, con le tasse, noi paghiamo tantissimo ma in cambio abbiamo pochissimo, questa è la realtà in tutti i settori che le vediamo, la politica dovrebbe concentrarsi su questo. Ecco, tu ti faccio pagare ma ti do i servizi non li abbiamo a nessun livello, non ce l'ha l'agricoltore, non ce l'ha l'imprenditore, non ce l'ha l'artigiano e non ce l'ha neanche il povero cittadino che si vede borsare sempre tanti soldi ma alla fine i servizi non li ha, questa è la grande verità. Come ci saluta Padoan, con quale messaggio? Duri banchi, nel senso, sicuramente c'è ancora un periodo di variabilità, le elezioni a novembre negli Stati Uniti avranno influenza su quello che farà Trump tutti i giorni su tutti i versanti. È altrettanto vero che un po' di spinta ai nostri paesi per fare in modo che l'Unione Europea sia sempre più integrata è il momento giusto di farlo. E anche accorciare la filiera, direi io, o allungarla dove serve allungare. Grazie veramente a Simone Padoan, esperto in relazioni internazionali. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Grande famiglia di Rete Venta, guardate che splendido angioletto abbiamo qua, una bambina bellissima, 2 perle azzurre. Cosa c'è? Cosa vuoi dire? Ciao! Abbiamo questa mamma che non ce la fa con 2 bimbi piccoli, ce n'è un altro che per fortuna è all'asilo, a scuola, adesso sentiremo, e c'è questa mamma che ha chiesto ancora aiuto perché purtroppo lavorando qualche ora non riesce. Lei non ha il marito, purtroppo non c'è più. Allora cosa vuoi dire, Elena? Chiameremo Elena questa mamma. Cosa voglio dire? Intanto grazie Mirella dell'opportunità di essere qui un'altra volta per aiutare i miei bambini, perché sono sempre in difficoltà qua, non ne vado fuori Mirella. Adesso sto aspettando che la inseriscano all'asilo per andare a lavorare, ma finché non ho un lavoro non riesco ad andare avanti. Anche questa mattina a Sveglia Veneti si parlava con il sindaco di San Michele al Tagliamento, il quale diceva ma non c'è tutta questa richiesta da parte di lavoratori di andare in questi posti a lavorare, fare i camerieri. È vera questa storia secondo te? No. Cioè io farei qualsiasi cosa, anche andare a fare le pulizie, anche i lavori più umili. Parlo per me però da mamma, ok? È difficile perché avendo 2 bambini non è che ho tutti gli orari del mondo e noi non siamo tanto agevolate su questo, ecco. Cosa voglio dire? Non so, sono senza parole. Voglio dire grazie anche perché adesso si avvicina il Natale e la tristezza si fa tanta perché non riesco a dare quello che vorrei dare ai miei figli, ecco. Allora guarda Elena, noi abbiamo pensato che era giusto, visto che anche si avvicina il Natale, poi arriverà anche Babbo Natale, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta.
Io so, mi hai chiamato, eri disperata perché hai avuto un inconveniente anche col passeggino che si è rotto. Sì. Diciamo così. Sì, si è rotto. Con questo andrò a prenderlo subito. Perché ti serve assolutamente? Sì, sono senza passeggino, sono venuta qui così, con lei in braccio. E alla grande famiglia di Rete Veneta cosa vuoi dire? Un grazie, continuate ad aiutare la Mirella perché è un angelo terreno e secondo me fa del bene a tutti, a chi non so neanche le parole. A chi ha bisogno Grazie veramente. Grazie a voi. E grazie a Elena, continua così che noi ci saremo. Un grazie soprattutto a voi. Sta arrivando il Natale, come vedete, le persone da aiutare, specialmente le mamme. Lunedì era la giornata mondiale, ecco, sui femminicidi. Ecco, pensate cosa stanno passando certe donne con 2 bambini. Lei non ha più il marito, si è suicidato e perciò deve gestire la situazione. Non è facile, credetemi. Se non ci foste voi, io non so qualche volta questa goccia di ossigeno quanto importante è per loro. Ciao.